Buongiorno, ben trovati telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Rientriamo in diretta anche oggi, martedì 24 novembre, per darvi tutti gli aggiornamenti sul fronte della cronaca, dell'attualità della politica da nord-est. I temi, come sempre, sul tavolo sono tantissimi. Alle 12:30 ci collegheremo con l'unità di crisi di Marghera per il consueto punto stampa con il governatore Luca Zaia. Questa volta c'è anche la nuova ordinanza, quindi oggi sarà illustrata nel dettaglio dal governatore, attesa da qualche giorno. Oggi per l'appunto verrà illustrata dal governatore. Ovviamente la partita è sanitaria, è anche economica, ma prima di collegarci con Andrea Martella, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, due aggiornamenti di cronaca molto importanti. Il primo riguarda una figura molto nota a livello trevigiano e veneto. Parliamo di Remo Sernagiotto, già assessore regionale, europarlamentare, volto noto della politica e dell'amministrazione locale, che si trova in fin di vita al Cafoncello di Treviso dopo un arresto cardiaco. Le sue condizioni sono davvero gravissime. C'è quindi apprensione per le sue sorti da parte ovviamente dei familiari, ma anche di tantissimi esponenti politici e amministrativi del Veneto. Lo ricordiamo, è stato capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale a Montebelluna, poi in Regione del Veneto, assessore ai servizi sociali della prima giunta Zaia, poi europarlamentare. In queste ore quindi la situazione sta evolvendo al Cafoncello. Ovviamente vi terremo aggiornati. C'è poi un'operazione della Guardia di Finanza di Treviso molto importante, una maxi evasione nel commercio di auto è stata scoperta, 8 sono finiti agli arresti domiciliari. In corso anche in queste ore una vastissima operazione che vede impegnati oltre 80 finanzieri del comando provinciale di Treviso nei confronti di un gruppo criminale dedito alla truffa aggravata ai danni dello Stato e al falso ideologico nel commercio di autovetture usate di provenienza comunitaria. Nei confronti degli 8 responsabili, su richiesta del procuratore della Repubblica di Treviso facente funzioni il dottor Massimo De Bortoli, il GIP Biagetti ha disposto altrettante ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari e sequestri di beni per oltre €500.000. Gli indagati utilizzavano alcune società con sede operativa nel Trevigiano per acquistare senza IVA da Germania, Francia, Spagna e Belgio autoveicoli usati di media grossa cilindrata, esibendo agli uffici della motorizzazione civile documentazione falsa che attestava l'avvenuto pagamento dell'impresa all'estero. Sono circa 500 i veicoli importati dall'organizzazione a decorrere dal 2015, per un giro di affari che è stato stimato oltre gli €8 milioni, di cui €1,5 milioni di IVA sottratta alle casse dello Stato. Questa quindi la cronaca di giornata, gli aggiornamenti quindi dell'ultima ora, ma lo vedo già collegato, lo saluto e lo ringrazio, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Andrea Martella. Buongiorno sottosegretario. Buongiorno a lei e un saluto a tutti. Sottosegretario, i temi, come sempre, ormai siamo abituati, sul tavolo sono tantissimi. Cominciamo da quello che più sta facendo discutere in queste ore. Che vacanze di Natale saranno, se possiamo parlare di vacanze, e come il governo intende gestire la partita attorno agli sci, alla pratica degli sci e dell'impiantistica in generale, quindi degli impianti di risalita. Ma innanzitutto mi faccia dire che i numeri dell'epidemia segnalano un appiattimento della crescita, una riduzione della curva, e questo è un buon segnale che conforta sulla bontà delle decisioni che abbiamo assunto, e aver adottato misure articolate in tutto il Paese, anche differenziate, senza un lockdown generalizzato, sta
producendo dei primi risultati, però dobbiamo anche essere consapevoli che la battaglia non è facile, che l'attenzione non può essere diminuita e che dobbiamo continuare nel rispetto delle regole, a cominciare dal fatto che dobbiamo considerare che queste festività natalizie saranno diverse da quelle a cui siamo abituati, ma dobbiamo essere consapevoli che non possiamo fare un regalo al Covid. È Natale, ma al Covid non è possibile fare alcun regalo e quindi non possiamo diciamo, non trarre un insegnamento da quello che è avvenuto anche durante il periodo estivo e non comportarci di conseguenza nel rispetto delle regole, per fare in modo che il nostro sistema sanitario non vada troppo sotto pressione e che non vengano messe, diciamo, in pericolo altre vite. Quindi Detto questo, il governo sta lavorando per verificare se sarà possibile concedere degli spostamenti tra regioni per Natale, ma questi spostamenti potranno essere consentiti eventualmente con regole precise, ma non credo che ci potranno essere molti altri allentamenti. Per quanto riguarda gli impianti sciistici, il pericolo è quello che si creino assembramenti e che questo determini dei rischi. Mi pare che sia la stessa posizione che sta assumendo anche la Regione Veneto. Quello che bisognerà fare però è avere una linea europea comune che valga anche per gli altri paesi, evitando quindi diciamo esposizioni concorrenziali sbagliate per il nostro paese. Se poi sarà possibile introdurre dei miglioramenti anche in questo, lo vedremo con la verifica dell'andamento dei certo. contagi nel corso delle prossime E questo, giorni. sottosegretario, è il nodo per certi versi, perché in Francia le piste sono ancora chiuse, si deciderà probabilmente tra 10 giorni, in Svizzera è tutto aperto nonostante ci sia molta attenzione nei confronti dei frontalieri, c'è una linea dura, in Austria si deciderà a sua volta il 6 di dicembre, quindi lei dice... Comunque, ecco, qualunque sarà la decisione dovrà essere presa a livello europeo per evitare fenomeni di dumping sostanzialmente. Ma sì, sempre più noi dovremo abituarci che molte decisioni, se assunte a livello europeo, possono essere più giuste e tenere in equilibrio i vari paesi. Questo vale per diciamo, gli interventi sul piano sanitario che si stanno facendo, dal vaccino a tante altre cose, e riguardano anche questo tipo di interventi. Come lei ha ricordato, l'Austria deciderà il 5 di dicembre, entro il 5 dicembre, con uno screening molto molto forte. La Francia deve ancora decidere, la Svizzera ha dei piani di sicurezza molto precisi. Una decisione europea per evitare diciamo diversità tra paesi è la strada giusta e noi ci stiamo comportando esattamente in questo modo. Quindi lei come rappresentante del governo cosa si sente di dire agli operatori del turismo montano? C'è un'intera provincia, di fatto quella di Belluno, ma penso anche all'altopiano di Asiago e non solo, che ruotano attorno agli impianti di risalita, all'indotto, e qui colleghiamo tutta la partita dei ristori ovviamente. Allora, mi sento di dire che dovremmo, come già detto, fare delle verifiche puntuali anche a livello europeo per diciamo, una possibile apertura degli impianti. In questo momento questo tipo di diciamo, scelta non c'è e da parte del governo si ritiene troppo rischioso per la possibilità di assembramenti e un'apertura degli impianti sciistici. La seconda cosa che va detto è che se questo potrà avvenire lo vedremo solamente sulla base dei dati, che sono l'unica indicazione certa sulla quale noi possiamo muoverci. Terza cosa, le eventuali chiusure saranno accompagnate da misure di ristori, di sostegni, di attenzione al settore
che sono assolutamente fondamentali per fare in modo che il nostro paese tenga e possa ripartire. Poi, sa, ciascuno di noi vorrebbe che si potesse sciare, andare in montagna, che la libertà piena per ognuno di noi si svolgesse anche durante le vacanze di Natale, ma se le cose vanno in questo modo, credo che noi facciamo bene a tutelare innanzitutto la salute di tutti, evitando quello che dicevo prima, cioè ricadute, nuove ondate, come sta avvenendo in questo periodo. Ci saranno quindi altri decreti ristori, diciamo, questo ormai sembra inevitabile, la strada è tracciata, sottosegretario. Beh sì, come voi sapete, come lei sa, da domani, giovedì, il governo chiederà formalmente al Parlamento un ulteriore scostamento di bilancio che sarà di circa 8 miliardi aggiuntivi. Questo scostamento di bilancio servirà a coprire un nuovo decreto, il decreto Ristori Quater, va bene, ed è bene ricordare che servirà per dare altre misure di sostegno diretto economico ai settori che sono maggiormente, diciamo, penalizzati dalle scelte restrittive che si devono fare. Del resto, fino adesso sono stati erogati circa 120 miliardi di euro di aiuti all'economia e ne verranno erogati degli altri anche con la prossima legge di bilancio, nella cui parte di ristori e di sostegni, la cui parte di ristori e di sostegni sarà particolarmente consistente, anche con l'obiettivo di aiutare quei settori che fino adesso non sono stati aiutati o che non sono rientrati tra gli aiuti che sono stati concessi. In Parlamento poi in questi giorni è in discussione anche il decreto, altri 2 decreti che sono stati già approvati, e anche in quella sede potrà essere verificato se è possibile dare alle regioni, anche alle regioni gialle come il Veneto, che però hanno fatto ulteriori chiusure, ulteriori sostegni ed aiuti. È tutto diciamo è un lavoro che è in fieri e che noi continueremo con l'obiettivo di stare vicini ai nostri cittadini, di tutelare la salute, di sostenere l'economia e le imprese e di farci trovare pronti per poter ripartire. Quindi, sottosegretario, come dice anche il titolo che abbiamo in sovrimpressione, la partita sui ristori per l'area gialla, che sia area gialla normale o area gialla plus come il Veneto, la partita è aperta e quindi nei prossimi giorni potrebbero esserci delle novità. Allora, a livello nazionale le aree sono gialle, arancioni e rosse, a ciascuna di queste aree corrispondono degli aiuti che sono stati dati. Poi la Regione Veneto ha introdotto una nuova ordinanza con altre chiusure. Certo. Per quanto riguarda gli attuali decreti che sono già al Parlamento, si tratterà di verificare se in sede di discussione, quindi di emendamenti, possono esserci miglioramenti anche volte a regioni in zona gialla, tipo il Veneto, oltre a quelli che sono già previsti. Nei prossimi decreti, nel decreto Quater, 4 per intenderci, certo, e nella legge di bilancio dovranno essere introdotti altre misure specifiche che potranno sicuramente venire incontro anche alle esigenze della nostra regione. Sottosegretario, grazie per la disponibilità e anche per questi aggiornamenti che comunque sono molto importanti, perché vanno a proprio colpire il cuore del mondo produttivo ed economico del Veneto. Grazie ad Andrea Martella, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Noi andiamo avanti e vi mostro adesso l'esito del sondaggio che vi abbiamo proposto ieri sera a Ring, la trasmissione di prima serata. Vi avevamo chiesto se vi fidavate sostanzialmente del vaccino anti-Covid, e questi sono i risultati. Forse, ecco, questo era il sondaggio. Abbiamo anche le percentuali, forse riusciamo a mostrarvele, eccole qui. Vaccino anti-Covid, vi fidate? Sì, avete risposto sì
in 3 su 10 sostanzialmente, il 32,6%, no ben 7 su 10, il 67,4% di tutti voi telespettatori avete detto no, non ci fidiamo ancora del vaccino anti-Covid. È una percentuale che dice molto, ma questo ovviamente sarà oggetto di dibattito anche nel corso della trasmissione di questa sera. Tra l'altro lanciamo proprio adesso un altro sondaggio che fa il paio con quanto ci siamo detti con il sottosegretario Martella e con quello che è un po' il dibattito di queste ore. Quindi sono vietate sì o no le vacanze sugli sci? Che Natale ci aspetta? Il sondaggio di questa sera, il cui esito sarà diffuso sempre a Ring, è questo: montagna, stop alle vacanze. È giusto? I numeri li possiamo vedere insieme. Sì, potete chiamare allo 0422 1626 691, no 0422 162 6690. Quindi questo è il sondaggio che vi proponiamo per questa sera, ma dopo vi diamo tutti i dettagli. Ecco qui la grafica: montagna, stop alle vacanze, giusto? Sì, il numero è quello verde, no, il numero è quello in rosso. Questo per quanto riguarda quindi la nostra trasmissione di prima serata. Adesso facciamo così, siamo in attesa di collegarci con Venezia e quindi con Zaia che ci illustrerà la nuova ordinanza regionale. Prima però un po' di pubblicità e poi un ospite che vedo già collegata, magari possiamo già mandarla in onda. Eccola qua, Grazia Di Michele, una delle più grandi cantautrici italiane. Con lei faremo alcune riflessioni sulla musica dal vivo, ma anche sul tema della violenza contro le donne, subito dopo la pubblicità. Di nuovo in diretta, quindi vi ricordo, prima di andare dalla nostra graditissima ospite, gli ospiti di questa sera di Ring. In studio con Ferdinando Avarino ci saranno Fabrizio Pregliasco, virologo, Simone Scarabel, Movimento 5 Stelle, Alex Bazzaro della Lega, Vanessa Camani, Partito Democratico, Marco Bonet, collega del Corriere del Veneto, e il professor Alessandro De Carlo, psicologo dell'Università di Padova, questa sera in prima serata a Ring. Per introdurvi la nostra ospite, Grazia Di Michele, vi mostro prima questo bel video. Segnali universali. Coincidenze, semplici solo in apparenza, se si rivelano con insistenza, se i sogni tornano. Con insistenza. Nuvole ferme che prendono forma, colombe bianche sospese su terra, indecisa tra la pace e la guerra. Indecisa tra la luce e la guerra. e amore con il suo linguaggio universale e noi cuori distratti a non capire. Segnali universali, questo il titolo dell'ultima fatica discografica. Un tempo si usava questo termine per Grazia Di Michele con Mariella Nava e Rossana Casale, scusate se è poco. Un progetto discografico importante che è finito sulle classifiche ovviamente di vendita come sempre, però che sconta un periodo molto particolare per la musica dal vivo. Grazia, buongiorno e grazie davvero per essere qui. È un momento difficilissimo perché noi praticamente abbiamo iniziato 2 tournée e ci siamo fermate per 2 volte di seguito, perché la prima volta eravamo praticamente nel periodo marzo-aprile con delle date
che abbiamo dovuto annullare. Poi abbiamo ripreso quest'estate il tour, il concerto, sempre io, Mariella e Rossana insieme, e ci siamo rifermati adesso che avevamo ancora dei concerti da fare, quindi è una tournée a singhiozzo. L'unica cosa che siamo riusciti a fare è lavorare a distanza e continuare a lavorare sul progetto discografico. Ma certo che è una situazione molto penosa, perché non siamo soltanto io, Mariella e Rossana, ci sono tantissime persone che operano nello spettacolo, nella musica, nell'arte, che sono ferme e che quindi da molto tempo stanno cercando di far sentire la propria voce, perché sembra che in tutto quello che si vede, che succede, la musica non sia così essenziale alle persone, così come l'arte, così come la cultura, così come lo spettacolo. E invece l'arte è qualcosa di essenziale, tanto più in un momento del genere, in un momento difficile da affrontare psicologicamente. Quando si dice che non è essenziale vuol dire che ci sono dei problemi primari, e io lo capisco, e in effetti ci sono dei problemi primari, ma laddove vengano prese delle misure e delle indicazioni per evitare i problemi, è stato dimostrato che non ci sono stati contagi nonostante la Biennale di Venezia, quella del cinema di Roma, nonostante il Roma Europa, e nonostante dei cinemi aperti, i dati che sono stati forniti erano veramente molto, ma molto modesti, mi pare che si parlasse di un contagio. Quindi laddove sarebbe possibile cercare di portare la musica, portare la cultura, portare lo spettacolo a contatto con le persone, invece si pensa che si possa farne a meno e quindi chiudiamo tutto. Ecco, diciamo che in questo momento chi fa il mio lavoro è a terra, ma non sono la sola, cioè capisco che ci sono tante categorie di persone che non lavorano, quindi è un lamento generale. Tra l'altro fai assolutamente bene a ricordare che dietro a un grande cantante come il tuo caso ci sono tanti professionisti, tanti lavoratori, c'è un vero e proprio indotto, come succede per tutti i settori fondamentalmente. Ma tu considera che l'altro giorno con Mariella Nave e Rossana Casale facevamo il calcolo delle persone che lavorano con noi e per noi, e in questo momento ci sono 15-16 persone a casa, e lo sono state prima e lo sono anche adesso. Se tu moltiplichi questo dato per ogni artista, per ogni compagnia teatrale, per gli studi di registrazione, per i musicisti, per i turnisti, per gli scenografi, per chi si occupa delle luci, della fonica, è un numero impressionante, un esercito di persone che in questo momento non viene neanche considerato ai fini di una retribuzione, cioè ai fini di un, come lo chiamano, ristoro. Perché bisognerebbe indagare a fondo, perché la musica, perché la cultura viene sempre considerato una forma di intrattenimento, cioè qualcosa di cui si può fare a meno, è tra il divertimento e il tempo libero. Non è così. E questo è un po' un dramma nel paese della cultura, sostanzialmente. Possiamo dirlo questo? Sì, Cristian, è un dramma, anche perché altrove la cultura viene portata in palmo di mano e gli artisti vengono assolutamente confortati con tutte le misure e le precauzioni possibili. Quindi cosa ti sentiresti di dire anche al governo o comunque ai livelli istituzionali? Mi sentirei di dire innanzitutto che certe gaffe non sono così gaffe come sembrano. Quando Conte parla di artisti che tanto ci fanno divertire, è un po' come quando io mi sono sentita dire, quando ho imbracciato la chitarra, ma a parte la chitarra, cos'è che fai? Cos'è che vuoi fare? No? Bisogna cambiare un po' un modo di pensare. Gli artisti non sono solo quelli che fanno divertire. Nelle caverne venivano fatti dei graffiti, l'uomo ha sentito la necessità di creare, di essere creativo, non è che li facesse perché non aveva altro da fare, ma era un bisogno, era un'esigenza, e questa esigenza non ce l'ha solo chi fa arte, ma anche chi usufruisce dell'arte. Quindi io quello che chiedo è proprio un cambio culturale, proprio di modo di considerare l'arte e la cultura nel nostro paese, e di cominciare a inserirla ai primi punti, ai primi posti, proprio anche quando si fanno delle politiche elettorali. Io vedo sempre che nessuno parla
difficilmente si parla della cultura, no? Si parla di altro, ma è come se fosse qualcosa che può aspettare e di cui si può fare a meno, no? Perché senza cultura non c'è futuro, ma non c'è neanche passato. È importante che la cultura ci accompagni in un percorso di crescita personale ed anche in un percorso di comprendere chi siamo e dove stiamo andando. Se manca questo, possiamo fare tutte le prospettive possibili e immaginabili del PIL e dell'economia del nostro paese, ma la cosa importante è proprio una crescita interiore e spirituale e la cultura aiuta tantissimo questo tipo di crescita. E una questione culturale è quella della violenza contro le donne. Ecco, questo è il secondo argomento che volevo trattare con te. Tu sei stata appunto una delle prime cantautrici donne in Italia. Il tuo brano Le ragazze di Gauguin è stato un manifesto quasi generazionale degli anni '80. Ti chiedo, dalle ragazze di Gauguin sono passati tanti anni, anche qualche decennio, cos'è cambiato nella percezione della donna e anche nel fenomeno della violenza contro le donne? Guarda Christian, io penso che se si celebra questa giornata per sensibilizzare le persone sulla violenza nei confronti delle donne è perché è cambiato ben poco. In realtà questa giornata non dovrebbe esistere, non dovrebbe esserci, se ci fosse stato un percorso. Questo percorso purtroppo è molto lento e molto faticoso, si vede, e ritorniamo sempre al problema culturale, perché non può la legislazione, non possono le leggi, non possono le norme fare da baluardo a un sentire, ad un modo di vedere con pregiudizio la figura femminile, ad un modo di concepire la donna e di discriminarla. Non è la legge che può fare qualche cosa, è proprio un cambio di passo culturale, vale a dire che dalle scuole, cioè proprio dalla primissima infanzia, va in qualche modo cambiato il modo di considerare i ruoli dell'uomo e della donna. Le discriminazioni arrivano da lì, arrivano anche dai libri di scuola, dove la donna viene sempre percepita come una persona dolce, carina, generosa, ma passiva, e l'uomo viene visto come quello che lavora, che porta i soldi a casa, coraggioso, forte. Tutti questi termini si trovano nei libri di scuola. E c'è un libro che ha semplicemente fatto in maniera critica incetta di tutti i termini che si trovano nei libri delle scuole medie e delle scuole elementari che riguardano gli uomini e le donne. C'è da mettersi le mani nei capelli, perché sono dei libri in questo momento, non 10 anni fa, 20 anni fa o 30 anni fa, in auge. Allora c'è bisogno proprio di cambiare anche linguaggio, perché il linguaggio è importante, il linguaggio che si usa in un processo è importante, bisogna trovare anche le parole per dire le cose. Quando si dice era tanto una brava persona, un uomo, ho capito, puoi dire è un criminale, cioè non era tanto una brava persona, c'è sempre sotto un sottotesto, chissà che ha fatto o che ha combinato o che è successo. Cioè le parole che vanno usate, anche la disponibilità della donna nei confronti di un atto sessuale, il modo di parlare della disponibilità, di andare a cercare se c'è stata o non c'è stata disponibilità, come se la donna fosse sempre comunque disponibile. Cioè le parole sono legate a dei concetti e quindi secondo me va fatta come dire, una sensibilizzazione sui ruoli, su dove e come la donna viene discriminata e perché viene percepita ancora come soggetto debole. Sto parlando troppo forse. No, assolutamente, anche, sono concetti e anche sulle parole che vengono usate, perché questo è molto importante. Io ho seguito ogni tanto dei processi e c'è stato uno studio molto, molto interessante fatto da un'università nella Tuscia, dove sono state fatte esattamente come nei libri per le scuole. Sono state fatte queste annotazioni delle parole e delle frasi che vengono usate durante i processi. Ecco, nessuna donna dovrebbe mai più avere paura, vergognarsi, essere trattata anche nel caso in cui ha subito violenza
come un essere che ha consentito la violenza. Bisogna stare molto attenti. Allora, è una questione quindi culturale, lessicale, terminologica, sì. È una questione molto complessa. Sì, molto, lo è molto, perché le parole si portano dietro dei concetti, si portano dietro dei pregiudizi, dei giudizi e degli stereotipi. Quindi bisogna lavorare ancora, e purtroppo mi vergogno, ma veramente mi vergogno, e lo dico sul serio, a dover vivere un'altra giornata come quella di domani. In un mondo perfetto non dovrebbe esistere, o comunque in un mondo normale non dovrebbe esistere una giornata di questo tipo, diciamo. Ma no, ma per l'amor di Dio, ma come si fa a parlare ancora di violenza nei confronti delle donne, a fare una giornata di sensibilizzazione? È assurdo. No, dovremmo capire quanto la violenza sulle donne sia intimamente legata a una discriminazione sociale, economica, culturale, e lavorare su questi aspetti, e prima di qualsiasi altra cosa, e prima anche di lavorare, come dicevo prima, su delle norme, perché le norme possono punire, possono cercare di prevenire, ma non possono cambiare la testa delle persone, e bisogna far uscire dalla testa specialmente degli italiani, il concetto dell'onore, in nome del quale tanti uomini hanno potuto fare tutto quello che volevano nella loro vita, e potevano anche stuprare delle donne, le quali, per pulire il proprio onore, poi dovevano essere costrette a sposarsi. Questo onore è in qualche modo qualcosa che è rimasto sotto in maniera subdola nel cervello degli uomini. È assolutamente strisciante. Una collega mi ricorda il manifesto di Venezia sul linguaggio di genere, ecco, perché sì, di linguaggio stiamo parlando, e in questo la musica è assolutamente fondamentale. Grazia, ti senti di lanciare un appello brevissimo? Noi ci stiamo collegando con Venezia, alle donne che subiscono violenza. Che cosa ti senti di dire loro? Io mi sento di dire che non sono sole, che sicuramente sentono un problema di solitudine, perché credono di non poter raccontare, che nessuno possa capire, nessuno possa comprendere o fare nulla per migliorare la propria situazione. Non è così. Non è così. Esistono tantissimi sportelli antiviolenza che sono anche aperti, e in questo periodo del Covid hanno lavorato tantissimo, certo, perché la chiusura in casa ha favorito sempre di più certi fenomeni di violenza nei confronti delle donne. Grazie davvero a Grazia De Michele. Grazie a voi. Grazie davvero. Ciao, ciao. Adesso siamo pronti, riusciamo a collegarci con Marghera, appena arrivato Zaia. 808 1.000. Nelle ultime 24 ore ne abbiamo fatti 32.790. Il totale dei tamponi nelle ultime 24 ore, rapidi più molecolari, sono 47.995. Numero dei positivi sono 127.416. Nelle ultime 24 ore abbiamo avuto 2.194 positivi. In isolamento in questo momento in Veneto abbiamo 38.412 persone, più 4,92. In ospedale, in zona non critica, quindi non in terapia intensiva, abbiamo 2.452 ricoverati, più 57. E in terapia intensiva abbiamo 320 persone, più 14. 2.452 più 320 fa 2.772. Siamo ormai verso le 2.800 persone ricoverate. Abbiamo sicuramente superato la prima fase con i ricoverati in area non critica, non abbiamo raggiunto i 256 del 29 di marzo delle terapie intensive, diciamo, non sono quelle che sono cresciute di più. Totale dei morti 3.353 più 95.
Totale dei dimessi 6.484 più 96. Allora, come avete visto, abbiamo quasi 2.800 persone ricoverate, delle quali poco più di 300 in terapia intensiva. Sicuramente la pressione sugli ospedali si sente molto. Considerate che comunque sono 2.700 letti occupati da pazienti che hanno bisogno di cure intensive e anche di prestazioni di assistenza intensiva, quindi è una pressione che la sentiamo, anche perché voglio ricordare che siamo in una fase nella quale abbiamo dovuto fare restrizioni rispetto ai comuni, diciamo, servizi ospedalieri ordinari. Dopodiché voglio anche dirvi che 200 persone ci sono oltretutto in terapia intensiva non Covid, e quindi anche questo è un segnale comunque che ci permette di dire che continuiamo con le degenze ordinarie, che sono circa 8.000 in questo momento, ed è però la preoccupazione di una curva che ancora sta raggiungendo l'apice, è nella fase alta, diciamo, della sua espressione, però insomma non è decisamente un momento nel quale possiamo fare baldoria, cioè dobbiamo concentrarci con il distanziamento sociale, gli assembramenti, quindi evitare al massimo di crearli nella socialità comune, che è quella semplice magari dei raggruppamenti che naturalmente si creano o si creavano all'aperto, ma anche in tutto quello che sono degli accorgimenti rispetto alle attività commerciali. Penso, lo diremo poi con la nuova ordinanza, a tutto quello che è andare a fare la spesa in maniera organizzata e andarci il meno possibile, nel senso che di evitare di andare, cioè noi abbiamo gestori che ci dicono: guarda che ho dei clienti che vengono anche 2 o 3 volte al giorno per farsi il giro, piuttosto che portare la mascherina dopo aver consumato il caffè al bar, tenersi la mascherina per dialogare con i compagni di viaggio. Allora, detto questo, noi abbiamo oggi la presentazione dell'ordinanza. Voi sapete che scadeva domenica, l'abbiamo recuperata, oggettivamente abbiamo introdotto delle misure. Ecco, una piccola premessa: abbiamo introdotto delle misure che guardano moltissimo al tema degli assembramenti, è in linea con l'ordinanza che avevamo. Non siamo nelle condizioni di creare degli allentamenti, almeno in questa prima parte. Non escludo, l'ordinanza dura fino al 4 di dicembre, che voi sapete che il 3 di dicembre dovremo avere il nuovo DPCM, quindi nottetempo poi avremo modo di fare la nostra nuova ordinanza, e se la faremo magari il DPCM sarà, come si può dire, risolutivo rispetto a molti temi. C'è da dire che nel frattempo, anche se manca di fatto una settimana al 3 dicembre, nel frattempo, se potessimo, alla luce anche di nuovi parametri che al momento non abbiamo, l'R-Cont mi spiego, quindi se ci fosse ancora un calo eccetera, magari potremmo intervenire per un minimo di allentamento e dare risposta a qualche attività che giustamente sta soffrendo. Certo è che non ci aiuta il fatto che sui ristori non c'è stata nessuna risposta. Allora, guardate, io vi leggo il dispositivo così ci capiamo al volo. Evito di dirvi, il primo punto è quello che riguarda l'uso delle mascherine. È obbligatorio l'uso corretto della mascherina al di fuori dell'abitazione, a eccezione dei bambini di età inferiore ai 6 anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. L'abbassamento momentaneo della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il consumo di tabacchi deve in ogni caso essere rigorosamente limitato temporalmente alla consumazione e deve comunque avvenire nel rispetto della distanza di 1 metro sia seduti che quando ammesso in piedi, salvo
quanto disposto dai protocolli vigenti o da specifiche previsioni maggiormente restrittive. Io evito di stare qui a leggervi ancora questo passaggio. Sostanzialmente l'uso della mascherina lo si deve fare in maniera, diciamo, puntuale e direi quasi anche ossessiva, evitando al massimo di vivere in comunità senza mascherina, esponendoci ed esponendo le persone a eventuali rischi di infezione. Ovviamente ci sono le esclusioni, lo dico per i cittadini che ci ascoltano, per i bimbi che hanno meno di 6 anni e per chi ha disabilità. Sull'attività sportiva è consentito svolgere attività sportiva motoria e passeggiate all'aperto presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri. Quindi vado a passeggiare distanze dagli estranei, dai non conviventi. Per l'attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altro tipo di attività, quindi la corsetta la devo fare almeno a 2 metri di distanza dagli altri e l'attività, diciamo, motoria della passeggiata a 1 metro di distanza. Ovviamente è escluso, queste attività sono escluse quindi dalle strade, dalle piazze del centro storico delle città, dalle località turistiche, mare, montagna e laghi, e dalle altre aree solitamente affollate, tranne che per i soggetti residenti o alloggianti in tale aree. Cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo ripreso la norma dell'altra volta, non c'è una virgola in più, che è una forma di ordinanza che dice ai cittadini: puoi uscire di casa, esci, vai a camminare, vai a passeggiare, vai a correre, ma evita di andare a creare affollamenti nei centri storici, nelle zone dello struscio, nelle zone dove comunque si va a fare comunemente la passeggiata. Questo so che è un sacrificio, lo è per i cittadini, ancora di più magari per i commercianti che vedono meno affluenza, però è un'occasione per evitare anche qui il crearsi delle condizioni per diffondere il contagio. Terzo punto, l'accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone non autosufficienti con difficoltà motorie, ovvero minori di età inferiore ai 14 anni. Cioè al supermercato ci vai da solo o accompagnato se la persona che devi accompagnare è una persona che non può stare da sola, punto. Perché magari è un minore, oppure perché è una persona non autosufficiente che va accompagnata a fare la spesa, oppure deve essere comunque seguita anche nelle uscite. E questo è fondamentale. Guardate, abbiamo molti appelli da parte degli operatori, ad esempio dei supermercati, che ci dicono che a volte si ritrovano macchinate di famiglie intere per la spesa, il che non è molto igienico dal punto di vista sanitario, perché voi sapete che la velocità di diffusione del contagio è direttamente proporzionale al numero di persone che sono presenti. Quarto punto, è fatto divieto di esercizio di attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata, se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano consegnato ai commercianti che preveda le seguenti condizioni minimali. Quali sono queste condizioni? Nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione o altra forma di delimitazione, cioè il famoso nastro che delimita un po' il mercato, ove possibile. Poi ci sono dei mercati che si snodano per anche chilometri in alcune città, per cui è difficile farne proprio una perimetrazione, anche mediante cartelli, tale da convogliare l'accesso e il recesso dei consumatori possibilmente verso uno specifico varco che consenta un controllo. Cioè creare quello che già stanno facendo assolutamente in maniera molto collaborativa i sindaci e le amministrazioni comunali. Controllo ovviamente sulle presenze e sulla prevenzione di affollamenti e assembramenti. Sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento, nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita. Quinto punto, è fortemente raccomandato agli esercenti di riservare l'accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie dimensioni, strutture di vendita da parte dei soggetti con almeno 65 anni. Questa è la norma delle prime 2 ore del mattino
da riservare, dopodiché ci sono alcuni operatori che ci dicono che da loro funziona, altri che ci dicono che diciamo, il meticciamento dell'età anche nelle prime 2 ore è assolutamente fatto in maniera importante, vuol dire che oggettivamente chi ha meno di 65 anni se ne strafrega e va comunque nelle prime 2 ore. E poi è pur vero che chi ha più di 65 anni spesso va nelle altre fasce di orario, perché ci sono anche altri operatori che ci dicono che sono persone over 65 che si presentano alle 11 del mattino a mezzogiorno a fare la spesa. Siamo in un paese libero, ognuno fa quello che vuole, noi comunque siamo chiamati con senso di responsabilità a dare questa indicazione. Dalle ore 15 fino alla chiusura dell'esercizio l'attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge esclusivamente con consumazione seduti, sia all'interno che all'esterno. Quindi vuol dire che in tutte le attività, i bar per capirci, dopo le 3 del pomeriggio non esiste mescita in piedi, neanche nel plateatico di proprietà o in concessione, quindi tutti seduti sia dentro che fuori, all'aria aperta. È vietata la consumazione di alimenti e bevande all'aperto su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi e secondo le modalità di cui è appunto precedente, o per la consumazione dei prodotti da sport quali gelati, pizza eccetera. Vado a prendere il gelato, il cono gelato, c'è la panchina fuori dalla gelateria, mi posso sedere ovviamente mantenendo le distanze e consumo il gelato. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, questo è un aspetto che vi sottolineo, debbono rispettare le linee, stiamo parlando di ristoranti, debbono rispettare le linee guida di cui all'apposita scheda allegato 9 del DPCM 3/11/2020, assicurando in ogni caso che il menù sia offerto su supporto digitale, molti hanno il QR code, altri hanno ti dà modo di vederlo sul telefonino, o su supporto usa e getta cartaceo, quindi che non ci sia l'uso del menù distribuito per i tavoli, che non sia attuata nessuna forma di buffet. Perché l'abbiamo scritto? Voi dite vabbè, ma lo si sa. Sì, però repetita iuvant, nel senso che ci vengono fatte segnalazioni di chi comincia a dire ma le insalate ve le potete prendere nell'angolino che abbiamo organizzato, ma che so, accessi ad altri, ad esempio alcuni magari hanno l'accesso all'olio, all'aceto, hanno un angolo, queste robe qua non devono esistere, deve essere tutto dedicato, sanificato sul tavolo. Lo so che la stragrande maggioranza lo fa già, ma è bene rimetterlo in ordinanza perché ci sembra di aver capito che qualcuno non ha ben capito di cosa stiamo parlando. Quindi nessuna forma di buffet, che sia colazione, pranzo o cena, e spuntini, che sia contestualmente rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro e che presso ciascun tavolo non siano seduti più di 4 soggetti tra loro non conviventi. Queste sono le linee guida che già sappiamo. La mascherina va utilizzata in tutti gli spostamenti all'interno del locale, cioè mi alzo, vado al bagno, mi metto la mascherina. Il liquido igienizzante deve essere disponibile in entrata del locale, sui tavoli del locale e nei bagni. Altro punto importante, che è una novità come il precedente: in tutti gli esercizi di commercio al dettaglio, singoli o inseriti in centri commerciali o parchi commerciali, si applicano i seguenti indici massimi di compresenza dei clienti. Cioè, cosa vuol dire? Quanta gente ci può stare dentro in un negozio. Esercizi commerciali fino ai 40 metri quadrati di superficie di vendita. Parliamo sempre di superficie di vendita, non della superficie dell'immobile che ha i magazzini, i bagni, eccetera. Un cliente, cioè un cliente su 40 metri quadrati può entrare un cliente alla volta, fino a 40 metri quadrati. Esercizi fino a 250 metri quadrati di superficie, però qui su
forse c'è, vabbè, ma comunque intanto ve lo dico, fino a 200, perché forse c'è un refuso da correggere, però lo verifico dopo. Esercizi fino a 250 metri quadrati di superficie di vendita, un cliente ogni 20 metri quadrati. Esercizi sopra i 250 metri quadrati, un cliente ogni 30 metri quadrati. Sempre riferito agli esercizi commerciali, nelle eventuali code di attesa va rigorosamente rispettato il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. Cioè se c'è già sufficiente, come si dice, presenza all'interno del negozio e quindi si è saturata la capacità, la coda fuori deve rispettare, se c'è una coda, rispettare la distanza di 1 metro. Il gestore è responsabile del rispetto della previsione. Cioè non è che uno dice vabbè ma sono fuori, sono tutti accalcati, ma io rispondo no, va organizzato anche l'attesa del cliente. Al fine di consentire il controllo sull'applicazione delle previsioni di cui al punto precedente, il gestore è obbligato ad apporre all'ingresso degli esercizi di commercio al dettaglio singoli o all'ingresso di ciascun centro commerciale o parco commerciale appositi strumenti e o apparecchi che indichino il numero massimo di presenze consentite in applicazione dei parametri di cui è predetto punto precedente. C'è un cartello con scritto capienza massima 3 clienti, 2 clienti, 10 clienti, cioè non lo fa fare ai clienti il conto, scrive già qual è il numero delle persone consentito. Garantisce inoltre costantemente, tramite strumento elettronico contapersone o personale di vigilanza, il costante rispetto dei parametri di cui sopra. Detta in soldoni, uno si attrezza, come alcuni centri commerciali hanno fatto, si attrezza con con il contapersone, oppure semplicemente le conta e dice basta, adesso devo chiudere, dovete attendere un attimo. E qui c'è un punto che dobbiamo correggere, e avvocato poi ci ricordiamo. Per i centri commerciali è inteso che i singoli negozi dovranno avere la loro capienza stabilita all'ingresso e il centro commerciale dovrà avere quella del centro commerciale, che è la somma di tutti, perché siccome siamo in un paese nel quale ti dicono ma non sono dentro il negozio ma il centro è pieno, quindi il gestore del centro deve garantire. E questo era un punto che mi sono dimenticato di dire. Il gestore del centro deve garantire anche il fatto che ci sia un ingresso al centro commerciale con una capienza che è data dalla sommatoria delle capienze dei diversi negozi. In caso di mancata installazione del cartello con il limite massimo di compresenze, di presenze di clienti superiore a quello di massimo determinato secondo i suddetti parametri, è disposta obbligatoriamente la misura cautelare dell'immediata chiusura dell'esercizio da parte dell'organo accertatore. La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente, questo è un altro punto, è fortemente raccomandata. Qui vorrei aprire un piccolo capitolo. Si parla tanto di Natale, di veglioni, non veglioni, viaggi, non viaggi, vi evito questi discorsi, però una cosa la possiamo fare per aiutare la nostra economia, fare in modo di comprare nei negozi sotto casa, nei negozi di vicinato, nei magazzini dove si va di solito a fare la spesa, e magari coloro che erano abituati a fare il veglione presso un ristorante possono andare al loro ristorante di fiducia e chiedere l'asporto per la cena da farsi a casa, ovviamente organizzate in casa. Poi vedremo e cercheremo di capire dal 3 di dicembre quali saranno le determinazioni del governo, perché per dire, noi adesso parliamo, ma poi ve lo dico, no, ma ve lo posso dire ora che parliamo di centri commerciali e di attività commerciali. Voi sapete che in base al DPCM sono chiusi il sabato e la domenica. Sapete che noi abbiamo reiterato il tema delle chiusure, nel senso che confermiamo le chiusure per questi blocchi, però è altrettanto vero che queste attività sono aperte 5 giorni alla settimana.
Allora, anche qui, anche da parte nostra, ve lo dico perché da qui alle prossime ore, ai prossimi giorni è possibile che alla luce dei parametri si possa anche pensare di metter mano anche alle medie e grandi strutture e fare un ragionamento sempre ragionando sulle capienze, perché mi metto anche nei panni di uno che vi dice la domenica è tutto chiuso in Veneto, però il sabato uno dice c'ho il marciapiede con tutti i negozi e uno perché ha il negozio di 250 metri quadri è chiuso e tutti gli altri sono strapieni di gente. Quindi abbiamo intanto introdotto questo principio della regolamentazione della presenza all'interno, dopodiché, o meglio l'abbiamo più consolidato, dopodiché cercheremo di vedere nelle prossime ore se si riuscirà a fare qualcos'altro, però bisogna che si vedano bene i dati e i parametri, soprattutto l'RCT. Misure riguardanti i medici di medicina generale. Io evito di rileggervi l'ordinanza dell'altra volta che è identica. L'abbiamo dovuta ripresentare perché scadeva e per un altro motivo, perché abbiamo introdotto l'accordo con i pediatri di libera scelta. Attenzione che l'ordinanza la si fa perché sia i pediatri che i medici di medicina generale hanno aderito all'accordo nazionale per la modifica del contratto nazionale e poi hanno trasferito quell'accordo al tavolo regionale e hanno aderito all'accordo regionale. Perché si fa l'ordinanza? Perché a me è dispiaciuto l'altra volta che qualcuno ha dato letture distorte. La si fa perché in questa ordinanza e nell'accordo sono previsti tutti i provvedimenti contumaciali come vengono definiti. Cioè il pediatra e il medico di base lo autorizziamo a diventare pubblico ufficiale anche in questo caso, no? Nel senso che dispone la quarantena e bypassa tutto il tema che c'era prima. Prima invece faceva la prescrizione, poi interveniva l'ULS con tutta una procedura e anche il SISP, e poi c'era anche l'altro aspetto fondamentale, il SISP, grazie, l'altro aspetto era quello previdenziale, no? Perché scatta anche il tema dell'INPS. Allora invece con questo sistema il pediatra e il medico di base diventano figura centrale come ufficiale di sanità pubblica nel Covid, e per questo motivo viene fatta l'ordinanza, perché io con questa ordinanza, essendo soggetto dottore, conferisco il potere giuridicamente a questi professionisti. Peraltro l'adesione sui medici di base sta crescendo bene, siamo anche assolutamente fiduciosi, daremo magari i prossimi giorni una tabella con gli aggiornamenti e avrete modo di vedere tutto questo. Restano ovviamente chiusi per noi le attività la domenica, come sapete, tutte le attività la domenica, e basta, io non aggiungerei altro. Se avete bisogno di far domande siamo qua, è presente anche l'avvocato Botteon che poi è colui che segue giuridicamente. Allora, Boret e Federiva e Salmaso. Marchiori, ok. Ce la fai? Sì, Presidente, buongiorno. Una considerazione di carattere generale, diciamo così. Cioè, a me sembrano delle regole un po' cervellotiche, nel senso che c'è tanto dettaglio, i 20 metri quadri, 40 metri quadri. Vi siete posti il problema di come riuscire a farle rispettare da parte dei destinatari, soprattutto alla luce del fatto che durano solo una settimana, per cui i negozi dovrebbero attrezzarsi per fare tutte queste cose nella previsione che il 3 viene a morire tutto. Tra l'altro tutta la gente segnala che non vengono fatti controlli, quindi ho come l'impressione che ci sia una stratificazione di norme tra livello nazionale e livello regionale che poi però all'atto pratico nessuno fa rispettare. Cosa ne pensa di questo? Grazie. No, mi penso che tu per l'intervento disfattista mi viene da prendere e andare via, ma lo dico simpaticamente, nel senso che se il concetto è tanto la gente non rispetta le regole, voi ne mettete, cioè noi stiamo parlando di sanità pubblica, no? Il primo concetto è capire, dare una misura di quante persone possono entrare in un negozio. Non mi sembra cervellotico, tu sai quanti metri quadri hai, fai conto e fuori dal negozio scrivi quante persone possono entrare, che è esattamente quello che fanno già, ad esempio i centri commerciali lo fanno già. Cioè, se tu provi a pensarci, Marco, che altre alternative abbiamo per dare un'indicazione?
perché se non diamo un'indicazione ci dicono: ma perché non ci date un'indicazione? Sinceramente mi permetto di dire, non lo trovo per nulla cervellotica. Metri quadrati persone, lo si fa per tutto, cioè il dimensionamento lo si fa ormai per tutto. Fra l'altro voglio anche ricordare, queste sono tutte attività abituate a ragionare con queste dimensioni, perché comunque hanno le autorizzazioni dei vigili del fuoco, hanno le autorizzazioni sanitarie, sanno benissimo quali sono le loro capienze. Ovvio che oggi la capienza è una capienza Covid. Per darti massima tranquillità, ti dico anche che ragionando con operatori, tutti ci hanno detto: guardate, noi abbiamo già il nostro dipartimento, cioè, scusate, il responsabile della sicurezza sanitaria. Voi sapete che le attività hanno questa figura, questo responsabile, scusatemi, Covid, no? Perché ormai tutti si fanno fare il piano Covid. Ecco, dico, ci hanno già attribuito la metratura. Per cui noi fondamentalmente abbiamo fatto una media delle metrature e abbiamo dato questa indicazione. Dopodiché, Marco, tu dici è tutto pieno, ok? Sai, se io ti dico non andare lì, che lì c'è una fonte radioattiva e tutti ci vanno, cioè non è che posso metterci un plotone che spara alla gente, primo. Secondo, non fanno i controlli, ok, però perché ti ho detto mi viene ad andare via? Cioè, perché dico, cioè io mi sono dedicato la mia vita al pubblico, no? Al servizio pubblico, e ci credo. Allora, se davanti a questo dobbiamo partire dal presupposto che i cittadini rispettano le regole, per fargliele rispettare bisogna punirli con i controlli, e io dico: guardate che stiamo parlando di salute pubblica. Non so se mi sono spiegato, cioè, mi spiace, però guardate che mettetevi nei nostri panni. L'alternativa qual è? Dire: vabbè, tanto va tutto a puttane, lasciamo stare che vada. Scusatemi l'espressione, ma quando ci vuole ci vuole. Cioè, io penso che noi non abbiamo alternative. Se dopo un provvedimento che a me sembra semplice e lineare, metri quadri, persone e capienza, viene retto come cervellotico, allora mi dovresti spiegare te che cos'è una roba non cervellotica nella gestione. Federiva, poi Salmaso e poi Marchiori. Grazie, buongiorno Presidente. Forse mi è sfuggito, quando entra in vigore l'ordinanza? E l'ordinanza entra in vigore domani. Sì, domani, sì. Ok, quindi alla mezzanotte, insomma, sì, per intenderci, perfetto. Rispetto invece all'accordo con i medici di base, che di fatto viene prorogato, a che punto è il confronto sugli oneri? Eravamo rimasti alla richiesta di prevedere risorse aggiuntive perché stanno per finire quelle che erano state assegnate. E già che ci siamo, a che punto è invece il dialogo con i farmacisti e con i veterinari per includere anche loro? I farmacisti, l'assessore Lanzarini sta andando avanti, li incontra giovedì. Sui veterinari abbiamo chiesto al governo, ancora non abbiamo avuto risposte. E per quanto riguarda gli oneri, vi ricordo che noi abbiamo un accordo nazionale che è stato firmato dal governo con i medici di base e i pediatri di libera scelta, mi sembra per un equivalente di 30 milioni di euro. E sono più o meno 30 tamponi ad operatore, che sono pochi, e noi nel frattempo abbiamo già stanziato altri 1,8 milioni per altri 100.000 tamponi, e dopodiché cercheremo di capire. Adesso dicono che nel decreto ristori dovrebbero essere introdotte ulteriori cifre a favore di questa fase di testing dei medici, però al momento non vi so aggiungere altro. Però comunque di lavoro ne stanno facendo, cioè oggettivamente ne sta venendo fuori di lavoro. L'ultima cosa invece è un tema più politico, mi riferisco alla polemica sulla riconversione dei posti per creare nuove postazioni di terapia intensiva. Ieri c'era l'associazione degli anestesisti che ha citato il caso Veneto tra gli altri, perché ha fatto una panoramica complessiva dicendo che 111 dei 1000 posti in realtà sono riconversioni da sale operatorie, cosa che peraltro mi pareva nota dal piano, appunto, c'è scritto nel piano per l'autunno. In ogni caso il PD ha presentato un'interrogazione che chiedeva chiarezza in tal senso. La spiegazione è quella che abbiamo letto nel piano? No, la spiegazione è che la percentuale di posti di terapia intensiva per abitante è di gran lunga superata, a prescindere da quei 176 posti riconvertiti, no? 111 posti riconvertibili dei blocchi operatori. Cioè noi diciamo i parametri stabiliti a livello nazionale li abbiamo superati con posti extra sale operatorie. In più abbiamo detto, se c'è emergenza ne abbiamo altri 111 da portare per arrivare a 1000. Ma
L'assessore saprà documentare, ma se volete anche domani vi porta una scheda, ve la consegna, non c'è nessun mistero, insomma ne abbiamo sempre parlato. Cioè, dopo guardate, c'è anche però un po' l'amaro in bocca, ve lo dico per noi che lavoriamo, cioè non si possono passare tutte le giornate. Io posso capire che ci sia la volontà di andare a dire, ognuno è giusto che dica la propria opinione, che dica come la vede, però cioè, non può essere sempre che tutti i giorni c'è qualcuno che pensa che sei un lazzarone, che nascondi i dati, che nascondi terapie intensive, cioè, ma voi pensate che si possa andare avanti quanto ancora così in questo paese? In un paese dove non c'è neanche più la tutela, perché se uno ti dà del ladro, la certezza giuridica c'era quello che ti ha dato del ladro, che nessuno mai lo condannerà. Cioè non possiamo andare avanti così. Scusatemi, guardate, sapete perché lo dico? Perché non ci occupiamo noi di queste robe, è squisitamente tecnica. E dico, ma no, lasciate perdere, noi ormai siamo diventati come San Sebastiano, no? Tirate frecce, però voglio ricordare che i tecnici sono persone per bene, non dei lazzaroni che si inventano i numeri per far compilare le schede. Cioè, abbiamo fior di professionisti che lavorano tutto il giorno per far quadrare i numeri, per comprare respiratori. Ma perché nessuno, invece di parlare di terapie intensive, non viene qui a dire, ma cioè, scusatemi, ma noi abbiamo comprato i respiratori, cioè noi abbiamo i 1000 respiratori, noi ce li abbiamo con tutta la struttura. Andate piuttosto a preoccuparvi di quelli che al di là dei numeri magari non hanno neanche i respiratori. C'è qualche regione che ha avuto grossi problemi anche in questa seconda fase. Allora, se sei tanto preoccupato della salute e dell'efficienza, probabilmente dovresti piuttosto parlare di macchinari e di capire se sono installabili oppure no. Peraltro voglio ricordarvi che secondo le norme noi dobbiamo essere in grado di installare la terapia intensiva in 36 ore. Quindi che domani mattina non arriva un altro a dire sì, ma sono sulla carta. Cioè, praticamente ormai ce le abbiamo quasi tutte già installate, però ma sono sulla carta, perché noi abbiamo 36 ore di tempo, ma sono lì, basta girare il tasto, cioè, mettetevi i nostri panni, possiamo continuare a lavorare così. Salmaso. Buongiorno Presidente. Mi pare di capire, non so quale fosse lo spirito della domanda del collega Bonnet, ma ci sono diverse strutture che hanno una complessità di offerte commerciali, ad esempio ci sono centri commerciali dove c'è anche l'offerta dell'alimentare, lì si può entrare, quindi poi mi faccia capire bene un caso concreto, perché mentre il rapporto tra negozio e cliente, quello è fissato in maniera molto precisa. Cioè, se uno entra e poi ci sono superfici che sono destinate al passeggio e a quant'altro, ecco, se riuscissimo a fare un esempio concreto, poi non è che si voglia superficie, no, discussione fammi te un esempio, cioè non so. Se io penso al caso a Padova, ad esempio, dove c'è il centro Giotto, che è uno dei più popolari, lì hai un centro commerciale dove non esiste alcun limite nell'ingresso, nel senso che si può entrare in qualsiasi ora e durante tutta la settimana, benissimo. Poi ci sono negozi che invece... E qui c'è la prima parte dell'ordinanza che dice che non si va a passeggiare dove comunemente si crea affollamento. Ecco, allora questo è il punto da chiarire. No, ma quello è il primo punto. Il secondo punto è che se il centro commerciale addirittura è regimato e controllato all'ingresso, deve garantire che all'interno ci siano persone equivalenti agli accessi garantiti ai diversi negozi. Perché sui negozi c'è già di solito il cartello, si entra uno alla volta, si entra in due, si entra in tre, e questo è il punto. Era questo qui. Per essere chiari nella comunicazione ed evitare magari inconvenienti alle persone che vanno a fare la spesa, ecco, tutto qui. Diciamo che da qui a 3 sarebbe auspicabile fare la spesa e poi le passeggiate andare a farle da altre parti. Bene, ecco, se posso fare altre domande oppure finiamo un giro completo. Bene, mi pare di capire che per quanto riguarda invece i ristori, il tema che lei ha sollevato anche ieri nel corso della conferenza stampa, ci sia da sperare forse nell'ultimo decreto quater oppure non so cos'altro che si inventerà il governo, perché pare che appunto nella manovra di bilancio ci siano ulteriori 40
miliardi stanziati dentro, ecco, che garanzie ci sono per le attività economiche del Veneto e per le altre regioni? C'è un qualche passo in avanti? Lei al momento io non ho notizie, guardate, non abbiamo più avuto incontri con il governo, però a mio avviso non sta in piedi neanche giuridicamente la teoria secondo la quale se non sei, se hai adottato restrizioni non autonome, restrizioni diciamo regionali, fra l'altro con l'intesa del Ministro della Salute, non hai diritto a ristori, se non altro perché comunque l'avevano annunciata sta roba. Nel presentare il decreto quella volta dissero ma guardate le regioni saranno accompagnate con i ristori nell'adottare i propri provvedimenti. Va bene. Ecco, invece mi pare che ieri scadesse il termine per le regioni, il commissario Arcuri aveva chiesto appunto alle 23, sì. Ecco appunto che le regioni inviassero gli elenchi delle categorie che verranno vaccinate per prime con il Covid. Ci può dire qualcosa in proposito? Oppure... L'ha seguita la dottoressa Russo, domani magari vi faccio dare un aggiornamento dalla dottoressa, comunque noi abbiamo adempiuto a tutto quello che bisogna fare. Per avere... Benissimo. Ecco, l'altra cosa, a Padova è in corso un concorso per infermieri. Allora lì c'è una domanda che tutti si pongono, cioè si sono presentati in 5.000, questo appunto abbiamo scritto noi e questo risulta dalle graduatorie e ci spiega bene perché lei molte volte giustamente qui sostiene che non si trovano infermieri manco a pagarli a peso d'oro e nelle case di riposo in particolare c'è... Allora arrivano da tutta Italia, cioè cosa sta succedendo? Perché l'opinione pubblica si interroga nei reparti e appunto nelle RSA c'è carenza di personale, poi così 5.000 si presentano, mi pare che i posti a disposizione siano 200 anche se poi verranno allargati da azienda zero. Ecco. Sono nuovi, sono già gente che lavora. Sì, prego, sì. Non sono nuovi, cioè non sono 5.000 nuovi infermieri che escono, ma sono quelli nuovi sicuramente che sono usciti, ma ci sono anche tutti quelli che lavorano alle cooperazioni, eccetera, e che quindi ci sarebbe uno svuotamento da una parte all'altra, e poi ci sono quelli che arrivano da fuori anche, insomma, però non è che sono nuovi quelli sfornati. Diciamo che non sono disoccupati, ecco, per capirci. Quindi è una ricerca di un posto migliore di lavoro probabilmente, quindi una mobilità interna nella stragrande maggioranza dei casi registra numeri così esorbitanti. Sì, infatti la grande preoccupazione ce l'abbiamo sulla sottrazione di queste professionalità dalle case di riposo. Abbiamo 300 RSA in Veneto, 30.000 ospiti, immaginate se si sguarniscono di questi operatori, perché poi già in questo momento hanno difficoltà. Ecco, per quanto riguarda poi mi taccio, l'ordinanza, si è aperto il capitolo scuola, visto che molti appunto sul fronte sci mi pare non ci siano passi importanti al di là delle considerazioni che ha fatto lei, forse è difficile anche per gli italiani andare in Svizzera visto che chiedono la quarantena e la stessa cosa per quanto riguarda l'Austria, insomma, quindi lei pensa che si arriverà ad un'intesa tra le regioni alpine e i paesi? Ma è doverosa? Assolutamente. È doverosa Albino, perché se non fosse così noi saremmo gli unici a porre queste autorestrizioni e peraltro mettendo in grossissima difficoltà la montagna che già vive le sue difficoltà. Quindi difficoltà che peseranno socialmente e pensate solo sul spopolamento cosa possa accadere nel togliere il servizio invernale dalla montagna invernale. Beh, al di là di questo sarebbe incomprensibile in un bacino di contagio che è pressoché simile che è quello delle Alpi che noi fossimo gli unici a chiudere. Quindi io auspico veramente che i provvedimenti siano accolti con un accordo europeo, perché non sciare a Cortina, poter sciare a Kitzbühel piuttosto che a Villach o a Bad Kleinkirchenheim o in altre località, a Pramollo, dico che non è una bella roba. E in vista dei mondiali di Cortina lei si auspica, si augura che ci sia, come dire, guardate, dobbiamo confidare nella buona sorte. I mondiali di Cortina lo dovreste chiedere a quelli che dicevano che non capivo nulla quando chiedevo sostenevo la proroga di un anno, ma del resto sono gli stessi che sostenevano che si poteva andare a votare a ottobre. Ecco, pensate solo se avessimo avuto le elezioni ad ottobre, restavamo qui a vita.
io dico che i mondiali ci sono stati assegnati, non è stata accolta questa nostra istanza di spostarli, grazie anche a più di qualcuno che è andato a dire che era inutile spostarli, addirittura qualcuno mi ha anche detto che creavamo un danno all'economia. Interessante, eh? Sto parlando di imprenditori anche che mi hanno detto che spostarli vuol dire creare un danno all'economia, vedete che bel danno abbiamo adesso. E evidentemente ci voleva un po' di più determinazione, se si faranno spero proprio di sì, e se ci sarà un'emergenza come quella che abbiamo in questo momento saranno, diciamo, dei mondiali con presenze molto ridotte, sono definiti mondiali a porte chiuse, noi speriamo di poterli fare con del pubblico, vedremo di adottare delle linee guida, cercheremo di capire come fare, come è stato fatto per il Giro d'Italia, per altre realtà. Cioè, quella è una manifestazione che vive del pubblico, no? Nel senso che perché per fortuna siamo all'aperto, per fortuna la distribuzione avviene su ampi spazi, però di solito c'è pubblico. Ecco, ma lei ha poteri in capo oppure è la FIS che decide d'intesa con il CONI? No, guarda, questa è un'operazione che dobbiamo valutare e sicuramente quando ci saranno i mondiali ci sarà un DPCM vigente, sicuramente. Anche perché poi lì c'è di mezzo la FISI, c'è di mezzo insomma, il Comitato Olimpico, c'è di mezzo tutto lì. Però è un peccato perché sono stata fatta un'organizzazione e degli investimenti poderosi, per carità, li utilizzeremo anche e saranno utili per le Olimpiadi, per fortuna che abbiamo le Olimpiadi, perché sennò si rischiava di chiudere tutta questa bella esperienza con i mondiali in periodo Covid, punto. Se Albino ha finito, Marchiori e poi Giacomuzzo. Presidente, buongiorno. Un paio di domande, una riguarda un chiarimento riguardo la voce del commercio al dettaglio, non so se mi sia sfuggito, se non l'abbia specificato, quando parla di un cliente sempre fatto salvo che il minore può essere accompagnato, è ok. E sempre, visto che un paio di giorni fa le avevo chiesto se ad esempio per andare a comprare l'auto lo si poteva fare marito e moglie eccetera, da adesso non è più possibile nemmeno questo, giusto? Con questa... No, è possibile, sì. Però non vale un cliente allora? No, ai metri quadri. Ok, però deve esserci ad esempio sopra i 250 un cliente ogni 30 metri, sì. Però uno, non due per esempio. No, no, ogni 30 metri, 250 diviso 30 sono già 8. Ah, ok, allora ora ho capito, va bene. Poi c'è un'altra domanda. Prego. Questa riguarda una denuncia che è stata fatta dalla presidente di Federfarma Padova, Patrizia Zennaro. Allora, lei sostiene che, non sostiene, è così, nel fine settimana il servizio di consegna a domicilio delle bombole per ossigeno però liquido, non gassoso, non venga effettuato dalla ditta che è stata appaltata. Se uno lo chiede il giovedì o il venerdì gli viene detto lo portiamo lunedì e martedì. Ebbene, allora si potrebbe comprare a questo punto in farmacia, ma non è possibile perché le farmacie non sono autorizzate. Allora le chiedo, si potrebbe fare come ha fatto la regione Lombardia, che eccezionalmente per questa situazione, stiamo parlando di bombole che servono... Scusami una roba, domanda. Sì. Hai detto denuncia, ma denuncia dove? No, il fatto, segnala il fatto. Ma voi l'ho segnalato? Sì, abbiamo fatto anche un servizio. A noi no, non l'ha segnalato. Cosa volete che vi dica? A me sembra una roba ragionevole e risolvibile, ma se il sistema è che noi non lo sappiamo, cosa volete? Cioè non siamo dei tuttologi, c'è un problema, se si può risolvere lo risolviamo. Cioè io non ho memoria di aver visto questa segnalazione sopra la mia scrivania e le lettere le leggo tutte. Voi avete un documento scritto del... Documento scritto? No, non penso. Un messaggio? Abbiamo l'intervista proprio alla dottoressa. E chi è, scusa? È la presidente di Federfarma Padova. Chiariremo questo.
Però capite, cioè... Patrizia Zennaro. Sì, no, il problema è uno solo. Se lavoriamo tutti con l'ottica di risolvere i problemi, cioè qui se ne risolvono tanti. Se il tema è faccio l'intervista, faccio la dichiarazione, vabbè, ok, prendo atto che c'è l'intervista, l'assessore ha un tavolo aperto con le farmacie per i tamponi, figuratevi in 3 secondi qualcuno glielo poteva anche dire, no? Ad oggi noi non sappiamo nulla di questa storia. Quindi chiedo al Presidente del Federfarma che ci dica qualcosa, se esiste questo problema o no a questo punto. Va bene, grazie. Però è ragionevole, se è come l'hai esposto te, perché non risolverlo il problema? No, infatti penso basti poco per poterlo fare. Sì, basta dirlo. Va bene. Giacomo Uzzo. Ecco, buongiorno Presidente. Secondo indiscrezioni di stampa il Premier sta pensando ad un decreto dopo il 3 che, così va bene, che porti all'apertura dei centri commerciali sabato e la domenica e i negozi aperti fino alle 22. Come la vede in questo momento? Ma non so chi l'ha detto? Indiscrezione di stampa che stanno uscendo su quello che potrebbe essere il 3 dicembre. Lei è sempre per la linea comunque chiusura centri commerciali sabato e la domenica anche nel mese di guardate, dicembre? io mi confronto col governo, vorrei capire. Cioè, sapete, questo si corre sul filo di un rasoio. Vi spiego perché. Perché intanto da un lato abbiamo i contagi e l'obbligo e il dovere di tutelare la sanità pubblica e la salute dei cittadini. Questo viene prima di tutto. Fin qua ci siamo, no? Dall'altro ogni provvedimento che assumi ha gli scontenti e i contenti. Perché guardate che noi abbiamo folle di cittadini che ci chiedono di chiudere tutto. Cioè, se ancora qualcuno non gli è entrato in mente, cioè che non pensiate che ci siano solo quelli che si lamentano perché vogliono lavorare, sono anche quelli che dicono di chiudere tutto e non sono solo pensionati, che magari uno dice ma sono i pensionati che magari hanno un loro modello, no, c'è di tutto. Allora noi cerchiamo di fare delle cose che siano coerenti, anche l'ordinanza di oggi, cioè vuole dare ancora il segnale di poter lavorare con un minimo di ordine, questa è la filosofia, no, non dell'incasinare la vita della gente. Perché? Perché, ve lo dico anche questo, perché sto fine settimana ci hanno segnalato una montagna di negozi pieni come le scatole di sardine. Allora io ho 2 alternative, scrivo che Isero, o io come dico, guardate, fate un conto di metri quadri, il servizio prevenzione mi dice guarda queste sono le caratteristiche, metri quadri cliente, e facciamo così, come del resto fanno tutte le grandi strutture di vendita, le medie strutture, che hanno il loro dimensionamento già regolamentato e sanno che possono entrare tot clienti, non di più. Da qui nascono le ordinanze, ragazzi, non da gente che si fa le pippe mentali, sta lì a ragionare su come complicare la vita alle persone. Ma vi ricordo che la società è molto eterogenea e variegata rispetto a questo tema. Quindi la nostra filosofia è mantenere aperto in sicurezza. Quindi sui centri commerciali penso che si possa ragionare in sicurezza. Perché sono stati chiusi i centri commerciali? Che li ha chiusi il DPCM? Perché c'erano degli assembramenti da paura. E chi lo dice? I cittadini che mandavano i filmati. Ce ne abbiamo su Instagram i ragazzi che denunciano gli assembramenti e su Instagram abbiamo i ragazzi che si incazzano perché non c'è più lo spritz. Questa è l'Italia, Avevo bisogno di una precisazione per ignoranza mia, chiedo scusa. Quando parlava dei medici, sì, che quindi dà loro una facoltà in più per fare tutta la serie di operazioni che faceva il SISP, sì, c'entra qualcosa anche l'INPS? C'entra perché c'è stato un accordo per cui non c'è più, cioè il medico inizia a chiudere la pratica dell'isolamento, quindi non c'è più bisogno di una triangolazione di carte che mette in difficoltà ovviamente tutta l'operazione. Il medico di base, il pediatra di libera scelta di base, diventa figura centrale in questa partita del Covid, perché non fa solo il tampone rispetto a questo, ma è anche autorizzato con un'ordinanza a fare ovviamente la prescrizione della quarantena, che è valida ai fini INPS.
Perché prima la faceva solo il SISP. Sì, perché prima doveva fare il giro, no? Il medico certificava, poi il cittadino doveva mandare in giro, cioè questa è sburocratizzazione, però la devo sancire con un'ordinanza, ragazzi. Grazie. Perché gli altri non la fanno? Perché non gli ha fatto queste robe qua? E l'ultima cosa, scusi Presidente, per quanto riguarda il famoso confronto per la riduzione dei parametri per definire le zone gialle, ci sono stati altri appuntamenti, novità? Quando è che c'abbiamo una riunione? Forse venerdì, insomma, in settimana. Però considerate che il 3 ci sarà il DPCM, sarà inevitabile che ci incroceremo anche questi ragionamenti. Considerate che quando abbiamo fatto l'ultima riunione, io ho fatto una videoconferenza venerdì con Speranza e Boccia e con i colleghi presidenti, e ne è venuto fuori appunto della disponibilità a ragionare sul tema dei confronti preventivi e sul tema dei parametri. Prego. Ha chiesto Pettenò di fare una domanda. Una prima domanda, Presidente, riguarda l'ordinanza. Lei ha parlato per i negozi la possibilità di chiuderli se non rispettano le regole previste dall'ordinanza. Chi deve decidere la chiusura, e per i clienti invece c'è qualche multa prevista per chi non rispetta gli assembramenti, il distanziamento? Allora, spieghiamo innanzitutto che l'ordinanza, come nelle nostre ordinanze accade sempre, non ha nessuna volontà persecutiva, così mi risparmiate che arrivino quintali di considerazioni sulla libertà, su tutte queste robe, perché ormai non si può più fare niente in questo paese. Se stabilisce una regola deve stabilire anche quali sono i termini di queste regole con le sanzioni. Adesso passo la parola all'avvocato Botteon. Il tema è semplicemente quello di fare in modo che ci sia una sorta di moral suasion, leggendo già l'ordinanza, e organizzarsi un minimo. Cioè, penso che non ci sia un sindaco che va a far chiudere i negozi, ma ci sarà sicuramente la volontà di far capire in maniera collaborativa che se hai troppa gente dentro devi farne uscire. Prego. Prima che parli Guardate, comunque ragazzi, detta proprio in soldoni, gli assembramenti sul negozietto pieno di gente che non è neanche convivente, che si ritrova a comprare le scarpe piuttosto che il bagno schiuma, alla fine ci produce poi i ricoveri in ospedale, perché non abbiamo solo over 70 in ospedale, abbiamo una popolazione variegata, e gli assembramenti creano ovviamente contagio. Abbiamo 39.000 persone isolate in questo momento in Veneto, non una, 39.000. Presidente, prima di dare la parola all'avvocato, un'altra questione che invece riguarda la conferenza Stato-Regioni è la questione delle linee guida che avete presentato per le strutture sciistiche. L'indicazione del governo, si attende poi il DPCM del 3 di dicembre, l'indicazione sarebbe quello: non intendiamo assolutamente aprire. Su questo aspetto qualcuno poi parla ovviamente di diversità di vedute tra regioni e governo su questo. Lei su questo cosa poi, già l'ha detto anche ieri, ma cosa può dire? Spingerete perché questo venga invece visto o no? Guarda, io sto cercando con tutte le mie forze di evitare che ogni volta che diciamo qualcosa in Italia va di moda la contrapposizione, no? Io non mi sento in contrapposizione con nessuno, penso che la sanità venga prima di tutto, ma di tutto. Dopodiché non abbiamo ancora capito quali saranno gli intendimenti del CTS, perché stiamo parlando del CTS, al quale le regioni hanno mandato le linee guida. Se sarà chiusura, la chiusura deve avere due presupposti: i ristori e il fatto che gli altri paesi nostri confinanti non aprano, perché sennò è una beffa, non è una chiusura. A me sembra logico, no? Perché alcuni confini sono semplicemente virtuali, perché ci sia passando da un posto all'altro. Va bene Pettenò? Puoi chiudere il microfono, grazie.
Marchiori... c'era Botteon, se voleva spiegare... La parola prima spieghiamo una cosa con Botteon, Ilaria. Scusa. Che mi pare tenesse ai controlli, giusto? Sì, velocissimamente. Ecco, abbiamo richiamato una norma del decreto legge che regola i controlli sull'applicazione dei DPCM e che prevede che sia l'organo accertatore, il vigile, la Guardia di Finanza, la Polizia, che rileva la violazione di norme collegate alla prevenzione del contagio, che può disporre immediatamente la chiusura del negozio fino a 5 giorni. Poi se ci sono responsabilità specifiche, la sanzione può arrivare anche a 30 giorni di chiusura. Allora, due robe: primo, non ci siamo inventati noi le sanzioni, certo, che così ce la chiariamo. Secondo, è ovvio che poi ci vuole un'azione di comprensione per il periodo, non è che uno va in giro a chiudere negozi, però la sanzione non è un'invenzione nostra. E poi i singoli utenti rispondono per quello che è loro imputabile, il mancato uso della mascherina o il distanziamento volontariamente non rispettato. Sul conteggio è chiaro che abbiamo anche proprio scritto che è responsabile chi ha la visione degli accessi. Se è consentito velocissimamente sulle superfici di vendita, c'è da tenere presente che nella varietà degli esercizi commerciali al dettaglio, non all'ingrosso, quindi stiamo parlando solo del dettaglio, che è quello che produce accesso di un numero rilevante di persone, l'unità di misura presente comunque è la superficie di vendita, cioè non esiste un esercizio commerciale al dettaglio che non sia caratterizzato agli effetti della normativa sul commercio da una superficie di vendita. Sono tre le categorie: vicinato, media e grande superficie di vendita, quindi tutti hanno una superficie. Come diceva il Presidente, basta dividere la superficie di vendita, che è determinata dalla normativa, per esempio con l'inclusione degli scaffaloni ma esclusione dei magazzini, quindi è un dato certo, e lì si trova il limite massimo, no? Potevano essere applicati parametri più complicati, cioè il distanziamento di 1 metro, no? Ma ecco lì veniva fuori il problema: gli scaffali vanno considerati o non considerati, quindi sembrava proprio l'aggancio a un dato assolutamente incomputabile, riferibile a ogni esercizio di vendita, da quello di 1 metro a quello di 100.000 metri quadrati, e quindi si trattava di... ma basta spiegare: i cinema hanno una capienza prestabilita, le discoteche hanno una capienza, i teatri, le sale convegni, le sale riunioni, tutte hanno una capienza prestabilita. Non vedo quale sia il problema oggettivamente. Scusi Avvocato, una precisazione, quindi la chiusura per il gestore come sanzione, e chi è dentro rischia la multa allora per assembramento? No, ecco, ovviamente quello che entra, sì, diciamo che ci possono essere situazioni varie, perché se c'è il display con il numero, uno comunque entra e l'organo accertatore constata personalmente questa situazione qua, c'è un'evidente volontarietà. Dove, siccome il display può anche non esserci, non ci sia questa immediata percezione della violazione del numero massimo da parte del singolo utente, non è appropriato applicare la sanzione per lo sforamento del limite. Sicuramente il gestore, c'è scritto proprio nell'ordinanza, è garante comunque, quindi non è che possa dire avevo girato le spalle e non ho controllato, ecco. O lui o personale di sua assegnazione sono tenuti a controllare. Sì, vorrei dire una roba: questa ordinanza, che è l'ordinanza fatta con le 3 regioni, se ricordate, no? È l'ordinanza rimasta, il Friuli Venezia Giulia l'ha revocata perché è passata in zona arancione. Vorrei ricordare a tutti quelli che mi scrivono il Friuli l'ha revocata, almeno andate a leggervi cosa prevede la zona arancione. Io ho anche imprenditori che citano il Friuli come elemento virtuoso. Non lo dico, il Friuli è virtuoso, ma lo citano come zona arancione, non sapendo che la zona arancione prevede altre robe.
L'Emilia Romagna è passata in zona arancione e ha tenuto in piedi anche questa ordinanza, quindi ha sommato le restrizioni della zona arancione e quelle dell'ordinanza. Noi siamo sempre stati in zona gialla, perché qua è veramente, forse non ci si rende conto che noi non abbiamo mai avuto chiusure dei confini comunali, bar e ristoranti sono sempre stati aperti, perché la zona arancione prevede questo e altre restrizioni. Cioè, se dopo, come si può dire, è lesa maestà anche mettere un po' di ordine, allora è un'altra roba, cioè, però io non so cosa farci. Guardate, l'unica tranquillità che posso dare è che il 3 è dopodomani, no? Fra 5-6 giorni, e quindi dopo vedremo il DPCM, magari ci adegueremo ai DPCM, così vedremo se saranno più in linea, no? Era rimasta la Marchiori, poi direi che possiamo aver concluso. C'era Antonella? No, posto. Allora, Presidente, mi segnalano dalla redazione che nel corso della conferenza stampa ci sono arrivati vari messaggi dai nostri telespettatori che hanno segnalato questa cosa, nel senso nei ristoranti non può esserci il menù cartaceo perché viene toccato, però poi ci troviamo la posta piena di volantini di ogni tipo, sia di ristoranti eccetera. Cioè ragazzi, guardate, allora siamo... No, ma io posso dire una cosa? No, vorrei spiegare una roba. Comincia a scrivere. Allora, siamo in un paese nel quale rivendichiamo tutti semplificazione. Cioè, ormai è diventato un mood, basta burocrazia. Ed è esattamente quella che tutti noi chiediamo. Cioè, allora se ti riempie una cassetta da posta di volantini, cioè, non lo so, tu mettiti i guanti e ti tappi e butti via i volantini. Cioè, capite che noi non possiamo far tutto con le leggi. Cioè, bisogna usare anche il buon senso sulle robe. Cioè, allora pensate, ma ha senso secondo voi stabilire il numero di persone che possono entrare sul negozio? Secondo me no. Ho firmato l'ordinanza. Ma perché ti tocca farlo? Perché siamo pieni di segnalazioni di gestori che se ne strafregano di tutto e hanno i negozi dove non si riesce neanche a girarsi da quanta gente c'è dentro. E giustamente quelli che sono chiusi dicono: scusa, sono chiuso, hai chiuso me che sono sullo stesso marciapiede, ma ho solo una colpa di avere 250 metri quadrati. L'altro che è piccolo, sardine, scatola da sardine. Allora, se tutti usassimo il buon senso e la mascherina, non staremo neanche qui a parlare tutti i giorni. Però guardate, questo è quello che passa al convento. Da qui, ve l'ho già detto, ve lo ribadisco, non è escluso che da qui ai prossimi giorni si faccia un ritocco all'ordinanza, ve l'ho detto all'inizio. È ritocco per eccesso o per difetto? No, nel senso che, guardate, noi abbiamo cercato di fare di tutto per tenere le imprese aperte e vorrei anche ricordare che questo atteggiamento che abbiamo deciso di prendere ci ha permesso, diciamolo fino in fondo, di restare in area gialla fino adesso. Ecco, allora, guardiamo la bottiglia mezza piena, che siamo qui confini comunali aperti e non abbiamo chiuso ulteriori attività commerciali, se non la domenica, però se non facevamo questo sacrificio il risultato era molto diverso. E con questo, promettendovi che la ordinanza vedrà... Sì, fra un paio d'ore, guarda, io ho visto 2 refusi leggendole, poi quella roba che ho sottolineato e basta. Appena pronta ve la mandiamo, grazie a tutti. Grazie, buon lavoro ragazzi, grazie, ciao. Domani vi diamo il resoconto sulle terapie intensive e invitiamo anche la dottoressa Russo. Ah, non c'è domani? Vabbè, ma domani portiamo una scheda comunque sui vaccini. Ah, bon? Grazie, ciao. Ecco quindi questa la nuova ordinanza del governatore Zaia. Fra 2 ore, lo avete appena sentito, il testo definitivo. In linea, provvedimento abbastanza in linea con quello precedente, con l'obiettivo di tenere la nostra regione, il Veneto, nella zona gialla cosiddetta plus o plus. Diciamo che tra le prescrizioni più strette, più forti, c'è quella dell'accesso consentito nei negozi di alimentari soltanto a una persona per nucleo familiare, perché molti operatori dei supermercati
hanno riferito alla stessa Regione che non sempre questo limite è rispettato, anzi quasi mai, diciamo la verità. Quindi c'è questa nuova ordinanza, entrerà in vigore domani fino al 4 dicembre, dopodiché si apre un nuovo capitolo, perché poi il DPCM, lo stesso DPCM del governo, scade proprio in quelle ore, quindi si aprirà una nuova fase e sapete c'è tutto il dibattito attorno al Natale. Vi mostrerei velocemente i dati che sono stati resi noti comunque in apertura dal governatore Zaia. 1312 nuovi casi di positività, possiamo vederlo insieme di nuove positività quindi al coronavirus, 304 a Vicenza, che è la provincia Maglianera, 188 a Padova, Treviso 243, 181 a Venezia, 256 a Verona, Belluno 156, un dato molto alto se raffrontato al numero degli abitanti, Rovigo 67. Vediamo insieme il numero invece dei posti letto occupati nelle terapie intensive, che arrivano a 320. Continuano a crescere anche abbastanza velocemente i ricoverati in area non critica. Su questo dato è ritornato anche il governatore Zaia, 2452 i posti letto occupati, quindi diciamo un numero importante che di fatto ha superato già nei giorni scorsi il dato complessivo di marzo, soprattutto per quanto riguarda i posti letto occupati in area non critica, non nelle terapie intensive, anche se ci stiamo avvicinando con questo 320. Questa quindi la situazione, ma fra poco ci ricolleghiamo con Ilaria Marchiori, con Venezia, per fare un po' il punto della situazione ed entrare un po' nel dettaglio di questa ordinanza. Vedo già collegato, lo saluto e lo ringrazio, il sindaco di Sernaglia della Battaglia, Mirko Villanova. Buongiorno sindaco, benvenuto su Antena 3. Buongiorno a tutti. Intanto ringrazio per la possibilità di portare la mia esperienza personale ed amministrativa a conoscenza anche dei vostri telespettatori. Grazie a lei, anche perché è un'esperienza importante, perché è davvero un'esperienza a 360 gradi. Io partirei proprio dalla fine, dalle ultime settimane, che per lei sono state parecchio travagliate, perché lei ha contratto il Covid anche in forma sintomatica. La notizia l'avevamo data anche nel corso dei nostri telegiornali, aveva fatto anche un po' di rumore, perché lei, lo vediamo, è giovanissimo, ha quanto? 32 anni, e quindi ecco, era, diciamo così, la prova provata, mi passi il termine, che questo è un virus che non guarda in faccia nessuno. È così, sindaco? Certo, guardi, io adesso sono guarito ormai, come diceva bene lei, è qualche settimana che sono ritornato operativo, tuttavia devo dire che è un'esperienza diciamo particolare, anche faticosa per certi versi, sia in termini di tempi di guarigione, perché i tempi di guarigione sono un po' lunghi, almeno nel mio caso, sia anche per uno stravolgimento della quotidianità a cui ero abituato, ai ritmi che ero abituato. Per quanto riguarda la mia esperienza personale, alla comparsa dei primi sintomi, io sono andato immediatamente dal medico. Il medico mi ha indicato di fare il tampone che è risultato positivo. Ovviamente, ma credo per tutti, la preoccupazione c'è stata, tuttavia devo dire che i sintomi che ho avuto sono durati solo qualche giorno, un po' di febbre, tosse, mal di gola, quindi sintomi dopo che ovviamente cambiano da persona a persona e di certo non sono indicatori generali. Mi hanno permesso comunque di lavorare da casa, di portare il mio contributo e di rimanere in contatto con gli assessori, con gli uffici, con i miei collaboratori, e quindi di portare avanti comunque l'attività amministrativa. Ecco, l'attività amministrativa non si è fermata, come non si ferma e non si è mai fermata in realtà in quasi tutti i comuni del Veneto, anzi il Covid vi ha portato ad aumentare quasi la vostra operatività, ma su questo torniamo fra pochissimo. Lei, sindaco, ha capito dove può essersi infettato, se lo sarà chiesto probabilmente?
Certo, me lo sono chiesto più volte, però ovviamente è anche difficile risalire a dove, come potremmo ecco, averlo preso, quindi non sono riuscito a risalire al contatto che mi ha portato poi a risultare positivo. Ecco, le chiedo, di fronte comunque a questi sintomi, ha avuto paura? Che sensazioni ha provato? Perché un conto è sempre appunto vederlo, sentirne parlare, poi un altro è constatare di avercelo sostanzialmente. Sì, certamente averlo è diverso che sentirne solamente parlare, come appunto sicuramente avere il Covid crea uno stato di preoccupazione perché non siamo mai preparati, no? Tuttavia, come ho detto, i sintomi che ho avuto sono stati sintomi che sono stati abbastanza leggeri, con febbre, tosse, quindi me la sono cavata, diciamo, con questi pochi sintomi. Ad altri ovviamente va molto peggio, anche per questo, proprio perché immagino che lei sia anche a conoscenza di casi più gravi. Cosa si sente di dire ai cosiddetti negazionisti che abbondano? Guardi, io credo che, come è stato ripetuto da sempre in questi mesi, ripetuto anche dal nostro governatore, la mascherina, se portata bene, sicuramente riduce la possibilità di infettarsi. Noi spesso parliamo di restrizioni, ma credo che potremmo fare una vita con restrizioni meno stringenti se tutti davvero portassimo correttamente la mascherina e rispettassimo quelle poche e chiare regole che conosciamo. In alcuni casi, purtroppo, manca il senso civico, manca il senso di responsabilità, in altri dico c'è il totale negazionismo dell'evidenza e questo ha portato alle numerose e stringenti restrizioni che oggi viviamo. Quindi sicuramente rispettare le regole, poche, perché io credo che l'uso di una mascherina, il distanziamento sociale e l'igienizzarsi le mani siano davvero poche regole semplici, ma che aiutano a tutelare se stessi, ma soprattutto anche gli altri. E questo è l'appello poi che faccio anche ai miei cittadini, ma a tutti, che è quello di continuare con responsabilità, continuare a rispettare le regole, non solo per il nostro bene, ma per una collettività e una comunità che ci circonda. Ecco, adesso c'è anche questa nuova ordinanza di Zaia, poi la vedremo nel dettaglio, diciamo che è un po' in linea con la precedente. Di fatto comunque c'è questa area, questa fascia gialla plus, quindi con delle restrizioni soprattutto nel weekend, resta di fatto il divieto di passeggiare nei centri, sui lungomare. Ecco, è la strada giusta questa, Sindaco? Guarda, io sono convinto sia la strada più corretta, è un'ordinanza dovuta che sicuramente aiuta a responsabilizzarsi ancora di più, ad avere una continua attenzione anche proprio per evitare l'aumento dei contagi. Abbiamo sentito prima il governatore che parlava di 2.800 ricoveri e con una pressione sugli ospedali, quindi sicuramente mettere in pratica queste restrizioni costa sicuramente un sacrificio, ma allo stesso tempo aiuta a non aumentare il numero dei contagi e non ad affollare gli ospedali che in questo momento già sono sotto pressione. Poi, Sindaco, c'è tutta la partita che è in capo ai sindaci di sostegno alla popolazione, soprattutto alle fasce più deboli. Nella prima fase c'erano i buoni spesa, poi tanti comuni hanno adottato misure specifiche. Voi come vi siete mossi a Sernaglia della Battaglia? Però guardi, premetto dicendo che l'epidemia ha portato comunque l'amministrazione a fare scelte diverse anche da quelle originariamente pensate, dirottando poi le risorse previste anche per altri interventi. Interventi che per noi abbiamo cercato di rivolgere a 360 gradi a tutta la cittadinanza, in particolare alle fasce più deboli, alle fasce che in questo periodo più hanno subito questa emergenza, sia in termini economici ma anche sociali. Quindi sicuramente abbiamo fatto degli interventi mirati, interventi rivolti a tutti, come dicevo, a partire dagli anziani. Non da poco abbiamo attivato un servizio a domicilio proprio per agevolare le fasce più deboli, le fasce di popolazione in quarantena,
con la consegna a domicilio dei farmaci, della spesa e con la possibilità anche del pagamento delle utenze. Abbiamo spaziato poi ai giovani, alle famiglie, alle associazioni, fino ad arrivare anche alle realtà industriali e commerciali del nostro comune. In questi mesi, devo dire, personalmente ho fatto visita alle varie aziende del comune nel periodo che mi era consentito, appunto, proprio per rendermi conto anche delle difficoltà che anche le aziende stanno vivendo, per ascoltarle, per cercare delle soluzioni e per mantenere comunque vive queste attività che credo davvero rappresentino un tessuto importante per la nostra società, per cui l'amministrazione ha voluto dedicare un'attenzione particolare anche a loro. Attività, Sindaco, che rischiano di passare un brutto Natale. Da questo punto di vista cosa si può fare o dire per agevolare questi negozi, queste attività, questo commercio locale? Guardi, senz'altro è un periodo difficile per tutti e soprattutto anche per queste realtà, piccole attività commerciali del comune. Io credo che incentivare anche in questo momento delicato, incentivare il commercio all'interno dei nostri territori, dei nostri piccoli appunto botteghe e commercianti che ci sono in paese, sia sicuramente uno strumento importante. Noi abbiamo voluto anche dare un segnale di vicinanza a queste attività, abbiamo in una prima fase emanato la possibilità di appunto un contributo di circa 20.000 euro per agevolare le attività, un contributo a fondo perduto. Attualmente stiamo cercando di rifinanziare questo contributo con altri 40.000 euro proprio per dare un sollievo a quelle attività che hanno dovuto sospendere il proprio servizio durante il lockdown e tuttora comunque risentono di questa emergenza. Sindaco, grazie mille per questa sua testimonianza a 360 gradi, come abbiamo detto all'inizio. Grazie al Sindaco di Cernaglia della Battaglia, Mirko Villanova. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Vedo collegata la nostra Ilaria Marchiori che si trova a Marghera con Sandro Ponchio. Ilaria, finalmente è arrivata, sì, l'abbiamo annunciata in questi giorni più volte l'ordinanza, adesso c'è, il testo sarà diffuso fra poco. Quali sono le novità salienti? Eccoci qui, allora innanzitutto faccio presente che questa ordinanza rimarrà in vigore fino al 4 dicembre, quindi una settimana, e che sarà effettiva da mezzanotte, quindi a partire da domani, ed è fondamentalmente un'ordinanza molto in linea con la precedente, quella che è scaduta domenica, però con degli aggiustamenti che naturalmente vogliono essere degli aggiustamenti con maggiori restrizioni. Naturalmente l'utilizzo della mascherina fuori di casa deve sempre esserci, possono non indossarla i bambini sotto 6 anni, chi fa attività sportiva oppure chi ha problemi o disabilità varie, ma io soprattutto, visto che so che i tempi sono anche abbastanza stretti, Cristiano, mi soffermerei su dei dettagli importanti, ovvero quello che riguarda i ristoranti, perché il menù, ha evidenziato il governatore, deve essere su un supporto digitale con il QR code, come sappiamo si sta già facendo in realtà da un po', o comunque quello cartaceo però usa e getta. E soprattutto una segnalazione che è arrivata al Presidente, anzi più segnalazioni che gli sono arrivate in questi giorni di ristoranti che effettuavano anche dei micro buffet, ma li effettuavano assolutamente banditi, cioè tutti devono rimanere seduti al tavolo. Ha detto non esiste che si vada a prendere l'insalata o quello che è in modalità buffet, nemmeno per i vari condimenti, cosa che invece sembra essere accaduta in più situazioni, perché il Presidente ha detto ho dovuto scrivere questa cosa proprio perché mi è stato segnalato. E poi rimane comunque la distanza di almeno 1 metro e 4 persone per tavolo non conviventi. Queste le situazioni appunto dei ristoranti, delle mense, è quello che già sappiamo. Poi c'è stata una stretta per quanto riguarda il commercio al
al dettaglio. Il Presidente ha specificato, questo è stato anche oggetto di più domande da parte nostra per avere ulteriori chiarimenti e proprio per capire anche nel dettaglio che cosa significasse e soprattutto che cosa comportasse, ovvero fino ai 40 metri potrà esserci un cliente, fino ai 250 metri quadri, stiamo parlando dell'area in cui c'è il negozio d'abbigliamento oppure di scarpe, quello che è, un cliente ogni 20 metri, mentre sopra i 250 metri un cliente ogni 30 metri. Naturalmente i negozi si dovranno anche dotare di eventualmente di un contapersone per cercare di capire quanti clienti ci siano all'interno o meno, e fuori dovrà comunque esserci la cosiddetta capienza massima di quell'esercizio. Spetterà comunque ai titolari occuparsi anche della gestione delle code di attesa al di fuori dell'esercizio, come era finora, ma comunque il Presidente l'ha voluto sottolineare ancora una volta ed evidenziare in questa ordinanza proprio perché gli sono arrivate moltissime segnalazioni di negozi che non hanno rispettato quanto detto nella precedente ordinanza e comunque in tutto questo periodo, quindi ha detto ho dovuto fare così. Rimangono comunque chiuse le attività la domenica, quello che riguarda il fine settimana resta invariato, e per chi invece, per i negozianti che non dovessero rispettare queste disposizioni anzi ci sarà, qualora arrivasse il controllo del vigile, della Guardia di Finanza, degli organi preposti, la chiusura immediata fino ad almeno 5 giorni, questo quanto previsto comunque per legge. In sintesi i punti cruciali di questa ordinanza sono questi, poi naturalmente ci sono altri aspetti che riguardano l'attività sportiva, ma che già conosciamo perché erano anche nell'ordinanza precedente. Importante perché il Presidente ha detto che se in questa settimana dovessero in qualche modo cambiare o modificarsi i dati epidemiologici, potrebbe esserci anche un aggiustamento di questa ordinanza. Dunque o al massimo si aspetterà questa settimana e si cercherà di capire anche che cosa succederà il 3 dicembre quando scadrà il DPCM, mentre lo ricordiamo questa rimane in vigore fino al 4 dicembre, oppure potrebbero esserci già nei prossimi giorni alcuni aggiustamenti, ma questo lo vedremo mano a mano e in corso d'opera. Cristiano, se non ci sono altre domande io restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria, buon lavoro, ovviamente tutti i dettagli questa sera nel corso dei nostri telegiornali. Grazie Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio da Marghera. Io mi aggiorno sulle condizioni di Remo Sernagiotto. Remo Sernagiotto, sapete, è stato colpito da arresto cardiaco, si trova adesso ricoverato in gravissime condizioni al Cafoncello di Treviso in terapia intensiva cardiologica. Diciamo che la situazione è davvero grave. Tutti conoscono Remo Sernagiotto, già assessore regionale ai servizi sociali con la prima giunta Zaia, politico di lungo corso, è stato capogruppo di Forza Italia anche in Consiglio Comunale a Montebelluna, poi europarlamentare nelle fila del gruppo dei conservatori e riformisti. Sono ore di apprensione, alle 17 comunicano dall'ULSS 2 ci sarà un ulteriore bollettino di aggiornamento. Adesso ci diamo questa linea, ci sono le previsioni del tempo con la nostra Alice Montagnier, poi ancora cronaca, le previsioni del tempo. Il dono del sangue è un atto d'amore. Ti aspettiamo. Benvenuti al meteo. La situazione è condizionata dalla presenza di un ampio anticiclone sull'Europa centro-meridionale, il quale garantirà tempo stabile al nord-est. Il dettaglio di martedì 24 novembre.
Sul Veneto qualche nebbia mattutina potrebbe interessare le aree pianeggianti, per il resto invece sarà una splendida giornata all'insegna del sole dappertutto, non sono attese piogge, il cielo si presenterà sereno e sgombro da nubi ovunque. Temperature stazionarie o in lieve calo, minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime invece tra gli 11 e i 12 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo un ampio soleggiamento su tutta la regione, vedete il cielo sarà sereno o al massimo velato. Temperature minime tra 2 e 6 gradi, massime invece tra i 12 e i 13 gradi. Infine uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui nessuna novità, sarà soleggiato su tutti i settori della regione, cielo terso e limpido ovunque. Temperature minime intorno a -1, massime sugli 11 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Se puoi, dona, se non puoi, spargi la voce. Queste le previsioni del tempo della nostra Alice Montagnier. Io vi ricordo che questa sera alle 21:15 c'è Ring in studio con Ferdinando Avarino, ci sarà il virologo Fabrizio Pregliasco, poi Simone Scarabella, Movimento 5 Stelle, Alex Bazzaro della Lega, Vanessa Camani, Partito Democratico, Marco Bonet, collega del Corriere del Veneto. Ci sarà anche il professor Alessandro De Carlo, psicologo dell'Università di Padova. A Ring questa sera anche l'esito del sondaggio che vi stiamo proponendo. Vi stiamo chiedendo questo: Montagna stop alle vacanze, giusto? Sì, il numero è quello verde che vedete, 04221626691. No, non è giusto, il numero è quello in rosso ovviamente, 04221626690. L'esito questa sera a Ring a partire dalle 21:15. Abbiamo ancora tante cose da dirci, ma lo faremo subito dopo la pubblicità. Di nuovo in diretta per parlare di scuola e formazione, settori che sono stati duramente colpiti dalla pandemia, che hanno visto cambiare il loro DNA per certi versi. Succede per le scuole di ogni ordine e grado, dagli asili alla scuola superiore, passando per l'università, e poi ci sono anche gli istituti di formazione che in Veneto sono tantissimi e hanno una lunga tradizione. Per parlare di com'è cambiata la formazione in questi mesi siamo collegati, lo saluto e lo ringrazio, con Andrea Mangano, direttore generale dell'SFP Fondazione Opera Montegrappa di Fonte, uno dei centri di riferimento, in tanti lo conoscete, del Trevigiano. Buongiorno direttore. Buongiorno a voi, buongiorno. Ecco, facciamo un po' il punto della situazione. Da marzo la vostra vita, la vostra, quella dei vostri collaboratori, dei vostri tanti studenti, è cambiata radicalmente. Si è imposta questa didattica a distanza, si chiama DAD, è un termine con cui abbiamo imparato a familiarizzare e a volte anche a scontrarci. Com'è la situazione? Come state vivendo questa, chiamiamola, fase? Allora, è stato un cambio di paradigma pazzesco, perché comunque tutti noi storicamente eravamo abituati ad un'impostazione della scuola in presenza, quindi è stato un cambio che è avvenuto in fretta, molto velocemente, e che ha visto, diciamo, da parte della scuola la necessità di dover evolvere e doversi adeguare a questa nuova modalità di scuola. È sicuramente una modalità di scuola che ha, da un lato, aiutato a velocizzare dal punto di vista dell'innovazione tecnologica il mondo stesso della scuola, perché ha, tra virgolette, costretto gli operatori, i docenti che lavorano all'interno del mondo della scuola ad adeguarsi velocemente a questa nuova modalità di didattica. Sicuramente, e in particolar modo per scuole come la nostra,
che sono improntate ad un tipo di didattica che è molto più laboratoriale che in presenza fisica in aula, è stato molto complicato adeguarsi perché i ragazzi vivono la scuola pienamente come forma di socialità, come forma di aggregazione, e conseguentemente questo distacco fisico è stato duro da portare avanti fino a giugno. E ancora di più mi dico che oggi riprendere nuovamente con questa modalità di didattica a distanza è ancora più duro, però devo dire che i ragazzi, così come i docenti, sono veramente pieni di mille risorse e ci stanno dimostrando una forte energia, una forte caparbietà, perché alla scuola ci tengono veramente. Tra l'altro il tema della formazione è basilare, perché parliamo di un mondo che sta a metà strada sostanzialmente tra scuola e impresa. Quindi di fatto parliamo spesso di ragazzi che alternano periodi di aula a fasi di tirocinio, quindi anche studenti molto mobili per certi versi che imparano un lavoro e sappiamo quanto c'è bisogno anche di manodopera specializzata, perché comunque questa fame di competenze resta nonostante il Covid. O sbaglio, direttore? Assolutamente, prova ne sia che l'80% dei nostri ragazzi in uscita, quando ottengono una qualifica, hanno immediatamente un lavoro in mano, ed è proprio vero che nel nostro tessuto produttivo della marca trevigiana sia fondamentale per le aziende piccole, medie o grandi poter innestare continuamente dei giovani lavoratori che però hanno nel loro bagaglio culturale, nella loro esperienza professionale, hanno acquisito delle competenze tecnico-pratiche fondamentali che consentono loro un ottimo inserimento in azienda già subito in una logica di catena produttiva. Quindi noi come scuola, devo dire, ci siamo, tra virgolette, prodigati e inventate nuove forme anche a distanza per consentire ai ragazzi di continuare le attività di laboratorio anche senza la possibilità di usufruire dei nostri spazi, delle officine, dei laboratori meccanici e via dicendo. E qui ci vuole anche tanta fantasia per organizzare attività di laboratorio online. Guardi, una bella linea guida, diciamo, è quella del cosiddetto Project Work che ci ha fornito la Regione Veneto, che è servita per, come posso dire, da utilizzare come canovaccio per la gestione dell'attività laboratoriale. Quindi faccio un piccolo aneddoto: ragazzi che studiano meccatronica si sono ingegnati nel effettuare ad esempio delle riparazioni sulla macchina della mamma piuttosto che del papà, ovviamente delle riparazioni che comportavano dei piccolissimi accessi fisici da parte dei ragazzi all'interno delle macchine, che quindi non mettevano o non compromettevano la sicurezza della macchina stessa lungo la strada. Però, per dire, tagliandi, cambio olio, simulati, cose di questo genere sono state utilizzate per continuare a fare esercitare i ragazzi. Così come... Scusi se la interrompo, anche questo è 4.0, verrebbe da dire, è innovazione digitale proprio spiccia per certi versi, ma può tornare utile. Assolutamente. Poi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo innestato questa cosa attraverso la realizzazione di video con i quali i ragazzi appunto dovevano poi filmarsi, riprendersi, anche con l'aiuto dei fratelli o dei genitori, per trasmettere questi video di realizzazione delle attività assegnate dai docenti e poter dimostrare che avevano svolto il compito. Questo è una modalità che poi tra l'altro è stata utilizzata durante gli esami finali, durante il periodo estivo, per riprendere in mano il filo del discorso e andare a rivedere quello che era stato fatto durante il lockdown. Senta, direttore,
Come rispondono i ragazzi? Che atteggiamento hanno nei confronti di tutte queste novità? Allora, guardi, i ragazzi, se potessero, verrebbero a scuola tutti i giorni, perché per loro la scuola è un momento sì estremamente impegnativo, serio, dove imparano una professione, ma è anche un momento, come dicevo prima, di socialità e di svago. Quindi questa distanza, anche in questo brevissimo periodo, recentissimo periodo, in cui a stretto giro di posta abbiamo dovuto comunicare loro la necessità di alternare momenti di didattica a distanza e momenti di didattica in presenza, perché, apro una parentesi, la fortuna delle scuole della formazione professionale è quella di poter comunque avere per un paio di giorni i ragazzi a scuola. Però appunto quando abbiamo comunicato loro la necessità di dover rimanere a casa, le posso assicurare che non erano felici, al di là di quello che uno possa pensare, proprio perché per loro la scuola è importante, è un momento fondamentale della loro quotidianità. Direttore, resta con me qualche istante, andiamo in pubblicità, poi torno da lei e entriamo nel dettaglio di alcune iniziative, tra cui una importantissima, soprattutto in questo preciso momento storico, subito dopo la pubblicità. Di nuovo in studio, in diretta con il nostro ospite Andrea Mangano, direttore dell'SFP di Fonte, istituto di formazione che diciamo è molto noto e molto frequentato, un polo di riferimento per il trevigiano. Partirei, se è possibile, proprio da questa locandina, direttore, eccola qua. Corso OS operatore sociosanitario è una delle tante vostre iniziative, però sappiamo quanto sia importante in questo momento la figura dell'operatore sociosanitario, di quale esigenza ci sia poi anche sul territorio del fabbisogno. Diciamo che questi sono posti di lavoro sicuri, o sbaglio? Assolutamente, guardi, devo dire, la Regione in questo periodo storico estremamente critico ha avuto la lungimiranza di mettere fuori questo bando per la selezione di operatori sociosanitari. La Fondazione si è messa in gioco in questo e ha presentato dei progetti per 2 corsi e sono stati assegnati e siamo risultati vincitori di entrambi i corsi. Da poco si sono concluse le prime selezioni che sono iniziate ad ottobre. È un iter abbastanza lungo e ha visto la partecipazione di ben 70 persone e devo dire anche la maggior parte molto molto giovani, under 30 anche, per solo al momento 30 posti disponibili. La cosa che mi ha colpito in questo momento è stata che durante i colloqui di selezione molti esprimevano quale motivazione, perché noi chiedevamo per quale motivo hai scelto di metterti in gioco in questo momento così critico. Molti hanno detto che sentivano il bisogno di fare qualcosa per gli altri in questo particolare momento storico, pur nella consapevolezza di andare a svolgere delle attività che poi mettevano a rischio la loro stessa salute così come quella dei loro familiari. E quindi questo è ammirevole da parte soprattutto di ragazzi anche giovani, perché parliamo di 20enni, 19enni, 22enni che si sono messi in gioco su questo aspetto. In questo momento noi stiamo per partire, sarà una partenza anche questa un po' particolare, perché le prime attività di teoria dovremo svolgerle sempre con il rispetto della modalità a distanza e poi ci sarà ovviamente la possibilità di effettuare un tirocinio di quasi 3 mesi e mezzo all'interno di strutture ospedaliere piuttosto che RSA o strutture che si occupano del disagio mentale e via dicendo. Fondamentale questi corsi perché appunto, come diceva lei, poi sono persone che trovano un'occupazione sicura e che però vanno a svolgere un lavoro che è veramente rischioso ma al tempo stesso prezioso per la comunità. È confortante questo perché di fatto nel passato anche recente si faticava un po' a raccogliere le adesioni, se non sbaglio. Questo è dovuto, immagino, sia
ha una forte motivazione e questo fa assolutamente piacere, ma forse anche al fatto che la gente guarda in questo momento di crisi comunque economica a posti di lavoro tutto sommato garantiti o a delle prospettive certe. Guardi, ha ragione, nel senso che nelle passate edizioni la maggior parte delle persone che afferivano a questi corsi erano non italiani, perché comunque è un lavoro che prevede parecchia fatica fisica, un lavoro che è su turni, dove non esistono le festività, non esistono i sabati, le domeniche, è un lavoro che comporta notevoli sacrifici. Un po' per sicuramente una crisi generalizzata dal punto di vista occupazionale, un po' appunto per le motivazioni che caratterizzano un po' i veneti, con questa forte abnegazione e spirito di mutuo aiuto reciproco, c'è stato veramente un cambio di prospettiva, e di questo devo dire che ne sono felice. E questo è assolutamente un buon segnale, perché insomma di appelli per trovare personale medico, sanitario e appunto anche sociosanitario, gli appelli si sprecano in questi giorni anche da parte delle istituzioni del territorio. Voi continuate poi anche a monitorare tutto il fenomeno della disoccupazione, degli inoccupati, c'è al via un corso per progettista meccanico se non sbaglio, quindi non manca l'attività a supporto anche dei percorsi lavorativi. Certo, perché guardi, proprio caratteristica peculiare della nostra fondazione è quella sia di occuparci dei giovani ma anche delle persone adulte che magari sono state espulse dal mercato del lavoro. Quindi un esempio è appunto quello dei corsi OS e l'altro è quello in questo caso specifico delle work experience, che sono sempre bandi offerti dalla Regione Veneto per over 30 persone appunto inoccupate che in questo momento non percepiscono la NASPI, però offriamo loro un progetto di riqualificazione, una riqualificazione che conferisce loro una buona professionalità, con sempre la prospettiva di un inserimento lavorativo attraverso la modalità del tirocinio all'interno delle aziende che si trovano a svolgere un'attività di partenariato con noi, e quindi con poi anche la possibilità di farsi conoscere lavorativamente dell'azienda e molto spesso arrivare a sottoscrivere contratto di uno lavoro. sbocco occupazionale, e questo ovviamente poi è l'obiettivo principale. La ringrazio, direttore. Grazie buon lavoro. Grazie quindi ad Andrea Mangano, direttore dell'Istituto di Formazione di Fonte. Quindi lo avete sentito, i temi della formazione sono fondamentali se si vuole parlare di ripartenza, di occupazione. Siamo alle battute conclusive. Vi ricordo il dato di giornata: 1312 nuovi casi di positività in tutto il Veneto. La provincia con più casi è quella di Vicenza. Per quanto riguarda le terapie intensive siamo a 320 posti letto occupati, 2452 i ricoveri in area non critica. Due aggiornamenti velocissimi dell'ultima ora. Vi ricordo la situazione grave in cui versa Remo Sernagiotto, già assessore regionale, volto noto della Marca e del Veneto in generale, è stato colpito da un arresto cardiaco, si trova in terapia intensiva cardiologica al Cafoncello. Alle 17 ci sarà un ulteriore bollettino medico per capire insomma l'evoluzione della situazione, ma le condizioni, va detto, sono disperate. Poi c'è stata un'operazione della Guardia di Finanza, sempre di Treviso, questa mattina, che ha posto in arresto 8 persone per truffa ai danni dello Stato nel commercio di auto usate. Si tratta di una delle più grosse operazioni di questo tipo condotte sul territorio nell'ultimo periodo.
Gli indagati utilizzavano alcune società con sede operativa nel Trevigiano per acquistare senza IVA auto di media grossa cilindrata da diversi paesi europei. Questa sera tutti i dettagli, perché si è tenuta anche una conferenza stampa in materia. Questa sera sempre alle 21:15 ci sarà Ring in studio con Ferdinando Avarino, Fabrizio Pregliasco, il virologo, Simone Scarabella, Movimento 5 Stelle, Alex Bazzaro della Lega, Vanessa Camani del Partito Democratico, Marco Bonet del Corriere del Veneto, il professor Alessandro De Carlo, psicologo all'Università di Padova. Il sondaggio ve lo ripropongo, Montagna stop alle vacanze, ne abbiamo parlato anche nel corso di questa diretta con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Martella, per esempio. Giusto? Sì, il numero è quello verde, no, il numero è quello in rosso che vedete in sovraimpressione. I risultati, l'esito del sondaggio questa sera a Ring. È davvero tutto anche per questa prima parte di giornata. Ritorniamo in diretta con il telegiornale regionale alle 18:30. Ringrazio dalla regia Tony Esposito e Antonio Poll, ringrazio tutti voi per la cortese attenzione. Buon proseguimento di giornata.